Bentrovati, buongiorno telespettatori di Antenna 3 Nord-Est, nuova giornata sul fronte dell'emergenza coronavirus, tante le notizie, tante le prese di posizione di cui vi parleremo anche nella giornata di oggi, 29 aprile. È il caos per alcune categorie, l'allarme è elevato, l'allarme è quello di non poter riaprire le attività per numerosi commercianti, per alcune fabbriche, quindi c'è una tensione che è assolutamente palpabile. A queste proteste ha risposto nella giornata di ieri il Premier Conte, prima a Genova, poi in Lombardia, anche nella zona di Codogno, dove ha incontrato amministratori, industriali, categorie economiche. Cosa dice Conte? Conte dice che il rischio è ancora alto, che serve cautela, che non si può fare di più per quanto concerne la fase 2. Il ministro Speranza, il ministro alla salute, ha detto addirittura che potrebbero essere possibili altre zone rosse, quindi la situazione per il governo va attenzionata, non si può arrivare a un liberi tutti, la gradualità, dice sempre il governo, è l'unica soluzione in questa fase. Nella giornata di ieri è stato anche diffuso il report, il documento del comitato tecnico scientifico che supporta le decisioni del governo e che dice in pratica che una riapertura generalizzata potrebbe portare ad un nuovo picco del contagio e all'overbooking dei posti letto di terapia intensiva, e questo lungo tutto lo stivale. Quindi il governo ha adottato questa linea. Dall'altra parte però ci sono le categorie, c'è anche la Regione del Veneto che, come sapete, nella giornata di lunedì ha diramato un'ulteriore ordinanza oltre a quella già diffusa nella giornata di venerdì, quindi si è innescato anche uno scontro per certi versi istituzionale tra Regione e Governo, ma la Regione del Veneto non è la sola ad aver adottato provvedimenti di allentamento, tante le regioni che hanno fatto praticamente lo stesso. E partirei proprio da qui, partirei dalle parole di ieri del governatore Zaia, che di fatto ha risposto alle critiche del governo per la nuova ordinanza regionale, in particolare alle critiche mosse dal ministro agli affari regionali Francesco Boccia. Ma partiamo dalle parole di Zaia di ieri. È giusto spiegare che questa regione, fino a venerdì scorso, il giorno dell'adozione della famosa ordinanza dell'asporto, per capirci, penso fosse venerdì o giovedì scorso, noi abbiamo applicato sempre i DPCM in maniera restrittiva. Nel punto stampa quotidiano il presidente Zaia mette nuovamente a tacere le polemiche nei confronti del Veneto, tutt'altro che irresponsabile. Non posso accettare che qualcuno dica che i veneti sono irresponsabili. I veneti sono persone per bene e penso che la nostra comunità lo abbia dimostrato in questa emergenza in maniera impeccabile. E non a caso il mondo intero guarda il comportamento dei veneti e cosa è accaduto in Veneto. Dall'altro è pur vero che nel momento in cui si vedono ovviamente necessità di dare delle risposte ai cittadini, penso che i veneti e soprattutto il loro rappresentante, cioè il sottoscritto, non si possa girare dall'altra parte. Penso che questo sia un grande segnale che si dà di attenzione, di fiducia e anche di solidarietà nei confronti dei veneti che si sono fatti 2 mesi di quarantena senza batter ciglio. Il presidente risponde poi a precise accuse nei suoi confronti, aggiungendo che non esclude ulteriori modifiche all'ultima ordinanza. Fa sempre notizia quello che fa il Veneto. Voglio ricordarvi che sono le Marche, c'è l'Emilia Romagna, c'è la Liguria, c'è mezzo mondo, però ormai abbiamo capito che il problema in questo paese è il Veneto. Guardate, io sono concentrato sul Veneto, lasciateci in pace. I veneti hanno bisogno del loro governatore, punto. Ai veneti dico questo. Abbiamo fatto queste ordinanze, non escludo di farne anche qualcun'altra di aggiustamento, perché abbiamo istanze che arrivano. Ai veneti cosa dico? Dico che ci sono
io le ordinanze le ho firmate e non le revoco, questo è poco ma sicuro. Se qualcuno ha la speranza che io revochi ordinanze, che sbaglia indirizzo. Se qualcuno è convinto che sono illegittime, le impugna. E dico ai veneti, fate attenzione perché noi siamo sotto la lente di ingrandimento. Quindi cerchiamo di uscire con la mascherina, tutto a posto, perché troveranno sicuramente qualche scusa per dire che è l'assalto alla diligenza. Noi siamo persone per bene come veneti e non le facciamo ste robe. Alle forze dell'ordine, che ringrazio, a tutti coloro che controllano, che so che fanno un lavoro immane, chiedo, come si può dire, il buon senso del buon padre di famiglia, che è quello che in giurisprudenza non esiste una legge, ma si cita sempre, no? Il buon senso del buon padre di famiglia, che è quello dell'approccio di capire che, insomma, bisogna anche capire che se uno non ha la mascherina, gli dici guarda, torna a casa e recuperati una mascherina se lo trovi fuori in passeggiata. Non è che gli piazzi 400 euro di multa perché ti metti a fare il giurista e dici ma il DPCM e l'ordinanza, e capite che sennò diventa una guerra tra poveri. Nessuna revoca né modifica dunque, e alle dichiarazioni del ministro Boccia che, riferendosi alle regioni, ha detto chi sbaglia pagherà, il governatore risponde. E lui dice chi mette a repentaglio poi ne pagherà il conto. Ricordo che il governo ha l'obbligo della vigilanza, per cui se è convinto che qualcuno mette a repentaglio la salute dei cittadini e magari noi non ce ne siamo accorti, il governo ha l'obbligo di intervenire impugnando anche le ordinanze, ma lo fa per il Veneto, lo fa per la Toscana, per l'Emilia Romagna, per le Marche, per il Lazio, per il Piemonte, per la Liguria, per tutti quelli che hanno fatto, perché qua non si va a colore politico, si va a ordinanza. Queste le parole di Zaia, che ha ricordato come tutte le regioni di fatto siano mosse, seppure in ordine sparso, sull'allentamento delle misure, compresa la regione Lazio, che è guidata da Zingaretti, che poi è anche leader del Partito Democratico, azionista di maggioranza del governo. Quindi diciamo ci troviamo di fronte ad un quadro molto frastagliato. Ci sono le parole, sono appena arrivate, del sottosegretario all'interno Achille Variati, che dice: razionalità, responsabilità e prudenza, le proiezioni dicono che senza gradualità sarebbe disastro sanitario. Quindi usa parole molto forti. Variati, non batteremo il virus con i proclami, con le proteste, gridandoli contro, lo faremo solo con la scienza, con i dati e con la responsabilità politica. Quindi Variati sostiene la linea, sta difendendo la linea a spada tratta del governo, in particolare del Premier Conte. Questa quindi la situazione. Governo da una parte, regioni dall'altro, e soprattutto dall'altro ci sono le categorie economiche. Per fare il punto della situazione siamo collegati via Skype con l'assessore regionale al lavoro e all'istruzione Elena Donazzan. Buongiorno Donazzan. Buongiorno a tutti voi. Ecco, cominciamo proprio dalla fine, dalle parole del sottosegretario Variati. Secondo lei in questo momento la prudenza è troppa da parte del governo? Guardi, le parole di Variati, che pur stimo, sono un proclama più grande dei proclami che lui dice che si facciano altrove. Il proclama di dire: siamo per la sicurezza, ovvio, chi è che non lo è? Siamo per la cautela, ovvio, chi è che non lo è? Ma si dimenticano che siamo dunque la prima ordinanza di questo governo è del 31 gennaio, facciamo i conti insieme, febbraio, marzo, aprile, siamo a maggio, 3 mesi per non saper gestire le cose. Il Veneto, che ha saputo gestirle da subito, infatti ha una curva in discesa, siamo nelle condizioni, come dice bene il Presidente Zaia, di rispondere alle istanze anche economiche. E quindi siamo molto convinti che si debba riaprire, siamo anche in grado di dare modalità di aperture, cosa che il governo non è in grado di fare. Quindi i proclami sono i loro e sono proclami dannosi e gravi, perché non c'è alcuna risposta e alcun sostegno per le nostre imprese. Vede, anche stamattina ero ovviamente a confrontarmi con i mondi che mi chiedono sollecitazioni, e sono tante.
Ma è possibile che si dice state chiusi, centri sportivi sono posti di lavoro, i ragazzi hanno bisogno di fare socializzazione, pensiamo solo al tennis, no? Ieri il Presidente ha fatto giustamente qualche riflessione, si può, non si può, c'è una rete di mezzo, cioè, sapete che avrebbero detto chiudete i centri sportivi ma potete fare lo sport, va bene l'attività motoria ma non quella ludica. Sono decreti folli e pieni di contraddizione. Ieri sono dovuta intervenire nell'ambito del restauro, l'avevano equiparato allo spettacolo. Le toelettature da cani sono equiparate al parrucchiere per signora. Allora non sono capaci, questo è. E oltre a questo, se tu obblighi a chiudere e dici per la sicurezza, dopodiché vorrei vedere anche i loro dati epidemiologici perché il Veneto li sa dire e bene. Il resto, il governo invece mi pare che brancoli nel buio spesso, ma se tu mi obblighi a chiudere, allora mi devi dare risorse vere per il mancato guadagno, non prestiti che devo pagare a rate, così come la tassazione che sarà a maggio, e hanno detto potete pagare in 5 comode rate. Ma se larga parte, so che poi avete una ristoratrice importante che è anche membro del CDA di Veneto Sviluppo, che è una cara amica, non ha lavorato un giorno, come puoi pagare affitti, stipendi, debiti, tasse? Allora, governo, mi dici che vuoi tenerci tutti a casa? Allora mi dai le risorse per il mio mancato guadagno, perché la gente è esasperata, ha perso mercato, clienti, possibilità di stare in piedi, non di vivere bene. Donna Zan, lei domenica sera, subito dopo il discorso del Premier Conte, su Facebook ha postato un video molto duro. Lei ha parlato di bomba sociale di fatto e ha detto la gente è disperata, gli artigiani mi stanno chiamando parrucchieri, estetiste, sono disperati. Ieri la Confartigianato del Veneto ha scritto ai prefetti dicendo che il rischio di tensione sociale è concreto. Però il Premier sembra chiudere su eventuali deroghe. Ieri l'ha detto chiaro e tondo. A questo punto cosa si può fare? Guardi, ho anche detto una cosa grave che ribadisco qui. Se da domani mattina aziende importanti, solide, dovessero portare i libri in tribunale per dei concordati, io non potrei che comprenderli. Se dovessero dirsi, guardando i conti, non sono più in grado di garantire un certo numero di stipendi, non potrei che comprenderli. Non si può pensare che non ci siano esigenze economiche. L'ha detto l'altra sera in maniera molto dura e ho condiviso tutto, anche i toni, Renzo Rosso in una delle TV nazionali. Ha parlato di un mondo economico che è completamente sconosciuto nel pensiero e nelle strategie del governo. Non è possibile tenere chiuso così e non avere delle alternative. Non è possibile che si nascondano dietro virologi più o meno famosi o più o meno consenzienti o più o meno duri e rigidi, ma è il loro mestiere, è giusto che sia così, ma deve esserci anche un'esigenza economica che deve starci. Ci sono regole di sicurezza? Sì, ci sono regole di sicurezza che si possono rispettare, però devono dirci aprite con le mascherine, apriamo con le mascherine, aprite col distanziamento sociale, ci siamo. Come si fa a tenere chiusi i parrucchieri quando tutti sanno che si va dal parrucchiere solo su appuntamento? Come possiamo non avere una risposta per i ristoratori? Ma se una famiglia che vive insieme nella propria casa va al ristorante, ma le pare possibile che ci mettano al ristorante a metri di distanza con costi non sostenibili per la ristorazione stessa? Ci vuole buon senso. Donna Zan, ieri la sua leader di partito di Fratelli d'Italia Meloni ha inscenato una protesta abbastanza clamorosa davanti Palazzo Chigi. Ha parlato di silenzio degli innocenti. È una frase molto forte, è stato uno slogan molto forte questo. Guardi Arboit, abbiamo fatto tutto quello che si doveva fare con i toni molto pacati e sobri. Io stessa
tengo molto a un aspetto istituzionale, ad affrontare i problemi, a non fare slogan, a non gridare, ma se non ti ascoltano, se non si accorgono che sta morendo il tessuto economico e produttivo dell'Italia, che gli italiani stanno andando verso la povertà e la nostra nazione verso il fallimento, ho denunciato il fatto che le nostre ville venete in queste settimane sono oggetto di trattativa da fondi arabi e quindi ho dovuto interessare il Copasir, perché non può farlo il presidente Zaia alla difesa di questo, non posso farlo io, non possono farlo neanche i proprietari in ginocchio. Ma è un patrimonio strategico della nazione? Direi di sì. Nessuno belle del nostro mercato. Ci sono imprese che la settimana scorsa sono state chiamate perché da grandi fondi stranieri per dire loro vendete, noi compriamo al 50% di quello che valete. Chi difende i nostri imprenditori? Dovrebbe esserci un governo forte, ci dovrebbe essere un ministro degli esteri forte. Si sta ragionando, io invito anche voi a fare degli approfondimenti su un corridoio sanitario che fa Germania, Austria, Croazia. Cioè, corridoio sanitario vuol dire che loro condivideranno delle procedure perché così potranno andare al mare lì. E il nostro mare di Jesolo, Sottomarina, Caorle, il nostro lago. Voi ecco, ieri, vedete... Donna Zanna, avete lanciato il piano regionale del turismo con l'assessore Caner, però lei dice serve una strategia nazionale, non basta una sola regione, soprattutto su una materia così delicata come il turismo. Noi ci affanniamo a dire che, e diciamo la verità, che questa è una regione più sicura, che ha un sistema sanitario che ha dimostrato la sua tenuta, che abbiamo i nostri imprenditori in grado di accogliere meglio di chiunque altro, che ci sfidino su questa capacità perché noi sapremo accoglierla, ma se ci impediscono di lavorare, ci impediscono di aprire, se l'Italia tutta, non l'Italia, sbaglio, se il governo Conte e i suoi accoliti non si rendono conto di questo, noi lavoriamo con due grandi handicap. Uno, che è quello di un governo che non comprende la realtà. Due, che abbiamo un governo che dovrebbe difenderci sugli scenari internazionali dove noi saremmo in grado di dire venite perché abbiamo la possibilità di accogliervi bene, ma siamo impossibilitati a farlo perché per il mondo è l'Italia quello che vale. Mi permetta, aggiungo anche un'ultima cosa. Io condivido con il sindaco Brugnaro il suo appello molto forte a dire si deve partire da Venezia. Ecco, nel mondo c'è l'Italia e c'è certo Venezia. Allora su Venezia io sono convinta che si debbano fare delle scelte di attrazione, ma devono aprire, dobbiamo poter aprire. Ogni giorno che passa noi perdiamo circa 1000 posti di lavoro al giorno. 1000 posti di lavoro al giorno. Ne abbiamo già persi e sono i nostri morti, attenzione, cioè sono i morti dell'economia. I morti dell'economia sono 50.000 in un mese e mezzo e tra pochi giorni avrò il bilancio dei 2 mesi. Possiamo aspettarci i numeri in miglioramento o la curva epidemiologica di queste morti deve essere considerata in modo diverso? Donna Zanna, ci lasciamo con questa domanda retorica quanto dolorosa. La ringrazio, buon lavoro Donna Zanna. Grazie a lei Erboit, buon lavoro. Arrivederci, grazie. Adesso cerchiamo di collegarci, se possibile, con Ilaria Marchiori, che dovrebbe essere all'esterno dell'unità di crisi di Marghera. No, per il momento non c'è ancora Ilaria Marchiori, quindi andrei avanti in attesa del collegamento. Andrei alla profumeria, anzi vedo che c'è, volendo, la nostra nuova ospite, però la sentiamo fra poco. Andrei a Treviso in una profumeria che ha invece aperto e si ritorna in qualche modo a respirare, a odorare un po' di normalità, un po' di libertà. Andiamo alla profumeria Coin di Treviso con il servizio che prego la regia di mandare in onda.
Adesso arriva. È contenta questa signora appena uscita dalla profumeria Coin di Corso del Popolo. E sono felicissima, sono veramente felice. È l'inizio della fase 2, anche a Treviso iniziano ad esserci degli spiragli di normalità. È un rientro alla normalità, alla semi-normalità. Bisogna essere prudenti perché il virus c'è, però con le dovute accortezze, col distanziamento sociale riprenderemo la nostra vita normale. Entrate e uscite distinte. All'ingresso un addetto all'accoglienza contingenta gli accessi. 9 i clienti che potranno entrare nel reparto. Tutto il personale è stato adeguatamente formato per aiutare i clienti ed offrire supporto e rispetto delle regole in questa delicata fase. Coin è tra le prime a seguire tutte le direttive emanate dalle autorità competenti a tutela dei clienti e del personale dipendente. Dal direttore del reparto alle commesse, tutti con i guanti e le mascherine. Prima della cassa gli adesivi a terra danno idea delle distanze da mantenere. Un'apertura sperimentale. Ieri sera la notizia, già oggi i primi clienti. Ho preso una crema che mi serviva. È un ritorno alla normalità. Quasi normalità, diciamo. Per arrivare alla normalità ci vuole parecchio. Vabbè, ci accontentiamo. Se i reparti di cosmetica e profumeria aprono, una ragione c'è. Molti prodotti possono considerarsi essenziali e indispensabili per contribuire a contrastare l'emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus. Un test di apertura parziale in grado di far capire quanto questa emergenza abbia spaventato i trevigiani e quanto i negozianti dovranno lavorare per trovare la formula giusta per superare la crisi, ha spiegato Giorgio Rossi, presidente di Coin, che ha scelto Treviso per iniziare questa sperimentazione. Questa quindi la piazza trevigiana e questo ritorno alla normalità di questa profumeria. E siamo collegati con Ilaria Marchiori, adesso la vedo dall'esterno dell'unità di crisi di Marghera, la vedo anche con un ospite. Buongiorno Ilaria. Sì, buongiorno Cristian, buongiorno a tutti i telespettatori. Annuncio subito che abbiamo i tempi strettissimi perché dobbiamo posizionarci in attesa dell'inizio della conferenza quotidiana del governatore Zaia. Però qui, proprio all'ingresso della sede della Protezione Civile di Marghera, oggi si è ritrovata nuovamente un'altra categoria. Qui insieme a me c'è Lorenzo Buoso. Innanzitutto benvenuto Lorenzo. Quali categorie rappresenta lei qui oggi? Noi nel nostro movimento rappresentiamo tutte le categorie che ci sono nel territorio di Marcon, Mestre, Mogliano, perché l'abbiamo aperto un po' a tutti, parrucchieri, ristoratori, commercianti, architetti, artigiani, qualsiasi tipologia, turismo, qualsiasi categoria che in questo momento sta soffrendo perché le cose non sono chiare. Ecco, voi in questo momento avete parlato con l'assessore regionale Lanzarin, che cosa vi siete detti? Abbiamo detto queste cose qui, che praticamente secondo noi bisogna sederci a un tavolo, che sia dalla protezione civile, dalle istituzioni più alte, trovarci e capire per ogni tipologia di attività ci sono delle soluzioni diverse, alternative. Perché secondo me se le cose vanno fatte in generale generiche non si andrà da nessuna parte e c'è un caos generale di come poter aprire, come poter lavorare. Prima di tutto ricordiamo che però la sanità è più importante. Noi non stiamo qui a chiedere solo soldi, aiuti, fondo perduto, tassi, interessi zero sulle banche. Noi chiediamo di essere ascoltati e trovare tutti assieme la soluzione. Questo secondo noi è la cosa migliore. Non vogliamo lamentarci, non vogliamo rivoluzionare il paese, ma vogliamo sederci a un tavolo con loro e discuterne assieme. Ecco, signor Buoso, una delle cose su cui proprio lei ha posto l'attenzione è questa mancanza di chiarezza per quanto riguarda le diverse categorie, perché per ogni categoria devono esserci disposizioni differenti ovviamente. E invece voi l'avete appena definito un calderone e non si può fare così perché ognuno deve mettere in atto le proprie disposizioni. Un ristoratore è diverso da un parrucchiere. In effetti questo è noi che ci chiediamo. Quando viene fatto un decreto legge che venga fatta a mezzanotte, alle 3 di notte, quello è un problema loro che comunque stanno lavorando, immagino la situazione che si sono trovati in questo momento. Però alla fine che l'hanno studiato questo decreto legge si deve mettere qualcuno a spiegare per ogni categoria cosa intende fare, dargli delle spiegazioni a come aprire, ai DPI, a tutte queste cose che leggere un decreto legge per certe persone come noi non è facile. Bisogna sempre interpellare un professionista, un avvocato, perché sennò si va a prendere delle sanzioni.
Secondo me l'errore che fanno oggi come oggi è proprio fare i decreti e poi non spiegarli verbalmente, semplicemente, cioè spiegando: il parrucchiere può aprire così, così e così, il ristorante deve aprire così, così, così. Noi siamo gente semplice, non siamo tutti laureati e avvocati, questo è il discorso. Ecco, quello che insomma voi chiedete è un po' di chiarezza, ma soprattutto voi chiedete anche un anticipo rispetto a quella che è la data del 1° giugno. Allora, in base a ogni tipologia chiediamo delle cose diverse, perché se guardiamo la ristorazione, sì, potremmo partire anche prima il 1° giugno con tutte le distanze, se ci danno una mano a utilizzare i plateatici comunali. In questo momento bisogna mettere tutto in deroga. Il singolo bar che non ha spazio dentro dovrebbe utilizzare il suolo pubblico gratuitamente fino a quando non è finita la pandemia. Ma lo stesso, chi non potrà, naturalmente, con quello che hanno messo in atto, noi ristoratori chiudiamo dopo 1 mese o 2, perché apriamo le nostre attività con il 100% dei costi e se incassiamo da 1/3 al 1/4 in base alla tipologia di ogni ristorante, ogni bar che potrà esserci. Perciò chiediamo sì di riaprire trovando il sistema migliore, o se no di rimanere chiusi e aspettare quando è finito tutto. Naturalmente lì dobbiamo sederci a un tavolo e decidere affitti, bollette, dipendenti, buste paghe, contributi, tasse e tutto, altrimenti non ne andiamo fuori. E il problema è che se questo andrà molto avanti, forse nel 2020 metà attività non ci saranno più, non hanno la forza di rialzarsi. Ecco, per un'attività di un ristoratore, l'asporto, come lo vede? Si riesce a ottenere qualcosa, non si riesce? È irrisoria per voi? L'asporto, adesso come adesso, è un palliativo per dire: vabbè, sono a casa, non facciamo nulla, andiamo a vedere cosa facciamo. In un weekend puoi fare l'incasso che non fai neanche il giorno lunedì o il martedì. E le spese comunque sono alte, perciò è dire: vabbè, provo a tirare su i soldi di una bolletta, provo a tirare su i soldi di un macchinario che l'avevo rotto e l'ho dovuto ricomprare, basta, ma non vai da nessuna parte, non si va anche perché quello che è in centro a Milano magari lavora, quello che è in campagna lavora meno. Non è un lavorare, noi non siamo nati per fare asporto, noi siamo nati per fare ristorazione e avere i tavoli e la gente che viene a mangiare. Quello che è nato da asporto per sempre, in questo momento secondo me è stato avvantaggiato, era già strutturato e la gente chiamava sempre lui. Questa è l'unica differenza della ristorazione, ma anche sull'abbigliamento. Hanno aperto per i bambini, ok, e l'adulto che deve andare a lavorare tutti i giorni, che magari ha rotto i pantaloni e non riesce a comprarli, dove li compra? Va in mutande? No. E allora secondo me i negozi di abbigliamento possono fare come andare in supermercato, come andare in macelleria, uno alla volta, si sanifica il locale, si sanificano i capi di abbigliamento che ha provato. Al posto di stare aperto 8 ore dovrà stare aperte 14, ma secondo me alla clientela gli dà il servizio, perché io che ho un negozio specializzato di abbigliamento, i clienti mi chiamano che non hanno pantaloni per andare a lavorare. E come ci va? In mutande o in pigiama, perché non ha l'abbigliamento da mettersi per andare in autobus, andare in traghetto o in treno. Ecco, avete sentito le problematiche di varie categorie attraverso la parola di Lorenzo Buoso, sì, prego. Volevo dire anche nel discorso dell'edilizia, da qui a finita pandemia e tutto quello che succederà, anche l'edilizia sarà in crisi. Non so se la gente avrà i soldi per partire a cambiarsi il bagno, a farsi il restauro della casa. Certi architetti mi chiedono di rimettere il piano casa come era fino a marzo dell'anno scorso, mi chiedono di togliere le regole del DURC per le aziende che non hanno pagato i contributi in questo periodo, perciò eliminarli, che il DURC va rilasciato anche per i periodi che non hanno versato i contributi. Perciò anche nell'edilizia bisogna metterci le mani, perché se riparte quella, attorno c'è tanto lavoro. I cantieri devono ripartire. Ecco, avete sentito allora tante le categorie di cui abbiamo parlato e di cui in sintesi ci sono state fatte presente le problematiche maggiori. Se non ci sono altre domande dallo studio, noi restituiamo la linea e ringraziamo il signor Buoso. Grazie a voi. Ilaria, grazie mille, so che hai fretta, ti lascio lavorare e ci sentiamo dopo. Grazie Ilaria, grazie a te e al tuo ospite. Grazie a voi. E prego la regia, se è possibile, di mostrare questo video che è appena arrivato da Trevignano, dove parrucchieri ed estetisti hanno consegnato simbolicamente, ma fino a un certo punto verrebbe da dire, le chiavi al sindaco. Proviamo a mettere in onda il video. Sì, che ne so, ti fa un video.
bisogna farlo. La chiave delle nostre attività che molto probabilmente consegneremo adesso al sindaco, chi lo sa se riusciremo ad aprire la porta del nostro negozio dopo 3 mesi di chiusura, se così vuole il signor Conte. Signor sindaco, faccia qualcosa per noi, per il suo territorio. Questo quindi è l'appello delle parrucchiere, dei parrucchieri, di tutti gli addetti dei servizi alla persona a Trevignano, praticamente in tempo reale. Adesso ci spostiamo, ritorniamo a Treviso città, andiamo al mercato di Treviso. Non è il mercato di 2 mesi fa, ma ci sono delle nuove bancarelle. Anche qui si è ritornati un po' a respirare aria di normalità, ma ci vorrà ancora del tempo. Questo il clima tra le bancarelle, poche, che abbiamo registrato ieri. Quanta gente è venuta oggi? Molta. Stiamo arrivando alla normalità? No, ancora no. Sono molto disciplinati, dai. Ma quanti guanti hai distribuito stamattina? Tanti, gente che non gira con i guanti. Questa settimana qua siamo un po' meglio o siamo un po' peggio? Dai, sempre meglio. Com'è andata oggi? Buongiorno. Benino, tutto tranquillo, molta calma, la gente è ordinata, rispetta le distanze, bene dai. La gente non vede l'ora di venire fuori. Ma per comprare o anche per fare 4 acque? Per comprare e anche per vedere un po' di gente, questo è molto importante. Insomma, contenti? Contenti. Sì. Gli alpini sempre presenti, qualsiasi esigenza, qualsiasi chiamata noi rispondiamo. Com'è andato il ritorno? Insomma, lenta, ma però bisogna cominciare, dai. Dai, insomma. Sempre meglio che rimanere a casa. Bisogna darsi il coraggio e continuare, insomma, dai. 2 mesi. 2 mesi di lunga attesa. Ecco, che cosa ha comprato la gente soprattutto in questo primo giorno del nostro ritorno? Orticole. Orto. Tutti sono messi sull'orto. Orticole a parte le donne. Qualche fiore? Davanzale, balcone, fiorito. No, io ho preso le dipladenie, comunque già ho recuperato gerani, eccetera, appena hanno aperto nei vivai. Quanto ne sono mancati i suoi fiori? Tantissimo. Fiorellini per farti andare via la depressione? Va bene. Stando in casa almeno vedo un po' di colore. Prima volta oggi. E com'è andata? Così. Vabbè, ma si abituerà la gente, magari non lo sapeva che c'eravate anche voi. Sì, penso di sì. Quindi bisogna essere ottimisti. Ecco, bisogna essere ottimisti. Adesso per noi c'è una breve pausa pubblicitaria, dopo andiamo sul Delta, in uno dei paesaggi più belli del Delta, con una ristoratrice d'eccezione che ci parlerà della sua categoria e di quello che sta vivendo in questo momento. La pubblicità dopo. Di nuovo insieme per raccontarvi di questa emergenza che sembra non finire mai, prima sanitaria, adesso economica, lo è ancora in parte anche sanitaria, a dire il vero. Vi stiamo proponendo le voci di tanti soggetti, di tanti imprenditori che stanno vivendo sulla loro pelle questo momento particolarmente drammatico, perché è indubbio che questa emergenza stia colpendo in maniera differenziata le diverse categorie. C'è chi ha continuato in qualche modo a lavorare pur ribaltando i suoi usi, i suoi costumi, le proprie abitudini, c'è chi proprio ha dovuto abbassare la saracinesca e non lavora da mesi. Per chi è abituato a farlo ogni sacrosanto giorno è un grave problema economico, morale, psicologico. E adesso mi collego con Isi Coppola, Maria Luisa Coppola, che tutti voi sicuramente
conoscete perché è stata per anni assessore in Regione Veneto, assessore al bilancio, assessore allo sviluppo economico, una profonda conoscitrice della realtà polesana. Isi Coppola, che oggi gestisce un ristorante all'Albarella, che è appunto un luogo di ritrovo, un ristorante, uno dei tanti ristoranti che in questo periodo sta tenendo chiuso. Buongiorno Coppola. Buongiorno a tutti voi, buongiorno e grazie dell'invito graditissimo. Grazie a lei per la disponibilità. L'abbiamo invitata perché sicuramente lei può darci una visione molto ampia di quello che sta succedendo, nella duplice veste di amministratrice di lungo corso, ma anche di imprenditrice che sta vivendo sulla propria pelle le problematiche, le criticità di questo periodo. Partiamo subito con la domanda: che cosa ne pensa dell'annuncio di questa fase 2 da parte del Premier Conte? Io ritengo sia una follia pura, innanzitutto perché non è un annuncio, in quanto di fatto nella conferenza stampa il Presidente Conte non ha detto nulla, non ha dato nessuna istruzione, e quello che lascia sgomenti è veramente la poca chiarezza, come hanno detto bene, sottolineato bene tutti i commercianti e le persone che avete intervistato prima di me. Di fatto questa fase 2 è iniziata semplicemente annunciando ancora e ulteriori restrizioni inimmaginabili e soprattutto continuando a sentire un Premier che dice è allo studio, cioè è allo studio. Oggi siamo ancora allo studio di quelle che dovrebbero essere delle misure che lui avrebbe dovuto studiare dal primo momento, perché io capisco tutto, ma non è che può pensare che prima chiude la fase dell'emergenza sanitaria e poi studia e poi decide quale sarà la fase dell'emergenza sociale ed economica. È un binario, doveva andare in maniera parallela. Hanno nominato ogni ministero il suo gruppo di esperti, di super mega esperti, che non si sa chi siano e tantomeno quanti soldi prendano, perché me lo chiedo tutti i giorni, e questi super esperti di fatto, cioè i super esperti del Ministero dell'Economia e della Finanza avrebbero dovuto fare questo, mentre gli altri della sanità si occupavano della sanità, pensare a quello che sarebbe stato appunto questo momento, perché lo avevamo previsto tutti, cioè anche un bambino sapeva che nel momento in cui c'è una chiusura totale di tutte le attività economiche ci saremmo trovati oggi in questa situazione, ma non oggi, già 2 settimane fa, 3 settimane fa, un mese fa. Coppola, lo sapevamo. Posso chiederle una cosa tecnica, se si può allontanare un attimo dallo schermo, ecco. Sì. Perfetto, non tantissimo, che così un po' più vicino, scusi, è il bello della diretta. Perché che così qui sotto il cavo, eccoci. Ecco, va benissimo. Così meglio. Ecco, nella sua esperienza, ci racconti la sua esperienza di ristoratrice, quando ha chiuso, come si è comportata, cosa ha detto ai suoi dipendenti? Entriamo un po' nel vivo, se mi posso permettere. Guardi, noi siamo Uniti Turismo, siamo nel Delta del Po, alle porte, fuori dall'isola di Albarella, e quindi noi di fatto apriamo i primi di marzo e chiudiamo il giorno della Befana. Quindi non siamo un ristorante Uniti Turismo turistico, noi viviamo praticamente tutto l'anno. E quindi avevamo chiuso dopo la Befana, gennaio, febbraio, e i primi giorni di marzo ci siamo preparati per l'apertura. Era chiaro che c'era già nell'aria qualcosa che ci poteva far presupporre una situazione difficile da gestire, ma non immaginavamo. Quindi noi il 10 di marzo, il 5 di marzo abbiamo assunto i nostri dipendenti, il 10 di marzo abbiamo aperto, quel giorno abbiamo lavorato regolarmente a pranzo, dopodiché ci siamo guardati negli occhi e sebbene non ci fosse ancora la chiusura totale di tutti i locali, abbiamo imparato che bisognava tenere aperto fino alle 18.
Quindi a questo punto abbiamo detto va bene, allora chiudiamo, quindi noi abbiamo tenuto aperto mezza giornata, abbiamo assunto i nostri dipendenti con oltretutto il grandissimo punto di domanda della cassa integrazione, perché poi dal giorno dopo si è saputo che sarebbe partita solo per quelli che erano in forza lavoro al 28 di febbraio. Grazie a Dio noi abbiamo un assessore al lavoro, Elena Donazzan, e una regione del Veneto con il presidente Zaia che ha fatto da capofila in questo e si sono immediatamente mossi per poter far allungare il periodo a chi aveva le attività stagionali, diciamo, perché è del tutto evidente che il comparto del turismo grandemente avevano aperto i propri contratti i primi di marzo e quindi poi è stato allungato al 10 di marzo e da lì poi la grande, infinita lungaggine per la cassa integrazione, perché io lo sento dire dappertutto che non è arrivata a nessuno l'anticipazione della cassa integrazione. Qui in Veneto, ricordo, io tra l'altro sono nel CDA di Veneto Sviluppo, grazie a Dio, ripeto, siamo in Veneto e grazie appunto all'assessore Donazzan con Veneto Sviluppo è possibile avere un'anticipazione con delle parti, diciamo, più semplificate di burocrazia. Cosa accade? Accade però che non è che noi possiamo obbligare le banche a sottoscrivere i protocolli della Regione del Veneto e della finanziaria di Veneto Sviluppo. Quindi ci sono delle banche che non hanno pensato bene, una in particolare ha pensato bene di non aderire, credo lo abbia fatto forse ieri sera, dopo 1000 sollecitazioni, di non aderire al protocollo regionale, perché scherzi che possono andare incontro ai lavoratori, ha pensato bene di aderire solo a quello nazionale e non le dico le trafile che hanno i lavoratori. I miei, per esempio, io l'ho visto su di me, sulla mia piccolissima esperienza, microscopica esperienza con i pochi dipendenti che abbiamo, non sono ancora riusciti ad averlo l'anticipo dalla banca, ed è per tutti la stessa banca, ahimè, perché è documenti su documenti, quindi a tutto questo si unisce un danno anche morale, anche psicologico, perché noi siamo una piccola realtà, ripeto, il rapporto con i dipendenti è molto stretto, abbiamo deciso con loro di chiudere quel giorno, ci siamo guardati negli occhi, gli abbiamo garantito che comunque qualora non fossero intervenuti degli ammortizzatori sociali ci saremmo stati noi, cioè non voglio dire che sia familiare la nostra conduzione perché non lo è, però è una grande famiglia in Marinetta, quindi tutto questo però se lo immaginiamo in una grande azienda io credo che sia molto più difficile da gestire. Coppola, le chiedo quanto può andare avanti così? C'è un punto di rottura? Noi non possiamo più andare avanti così. Noi ci siamo trovati, io con i miei soci, perché non sono da sola, e ci siamo trovati proprio anche ieri pomeriggio per guardarci negli occhi, perché anche lei prima faceva la domanda dell'asporto. L'asporto è un'altra cosa. Preparare del cibo per asporto non è la missione che ha un ristoratore, perché è un'altra cosa. Il cibo per asporto ha delle regole anche igienico chiare per la consegna. È un tipo di menù che è completamente diverso da quello che puoi fare al tavolo, perché comunque arriva a casa delle persone dopo un quarto d'ora, 20 minuti, quindi deve essere un tipo di preparazione che si presta a questo, ad arrivare perfettamente mangiabile. Insomma, è evidente che non puoi fare un risotto perché arriva che è quasi uno spaghetto, per fare un esempio banale e sciocco. Però e poi, come diceva prima anche chi mi ha preceduto, non tutti lo possono fare e non è assolutamente qualcosa di vantaggioso da poter fare. Io mi auguro che la pizzeria, che alcuni ristoranti l'abbiano potuto introdurre nel loro lavoro per tamponare. Io personalmente non lo posso assolutamente fare, perché proprio per la specificità anche del suo esatto. Del suo ristorante.
che è un IT-turismo all'ingresso dell'Albarella, che è una delle perle, diciamo, del turismo veneto. Tra l'altro Albarella che ha un turismo molto specifico, molto orientato anche all'estero, penso al mercato russo, poi anche un turismo di fascia medio-alta rispetto magari ad altre zone più vicine, tipo Rosolina o comunque la costa veneta in generale. Come vede la stagione turistica lei, Isi Coppola? Ma è del tutto evidente che il turista straniero quest'anno non ci sarà per due ordini di motivi. Uno, perché le frontiere sono chiuse attualmente. Due, perché sappiamo per certo che le prenotazioni che c'erano sono state cancellate e non ne stanno assolutamente arrivando di nuove. Tre, perché immagino che la signora Merkel si guarderà bene dal dire ai suoi concittadini di venire in vacanza in Italia, anzi forse più facilmente li manderà, come diceva Elena prima, in Croazia, dove sappiamo che tedeschi e austriaci hanno fatto un business micidiale con i fondi europei in quel posto. Oppure li manderanno in Grecia, visto che si sono comprati tutto là. Sperano magari domani, dopodomani, tra 20 anni di mandarli in Italia quando si saranno comprati tutto qua, perché questo è purtroppo l'orizzonte che stanno delineando chi ci governa, però è del tutto evidente, tornando alla sua domanda, che quest'anno non ci sarà il turista straniero. Forse all'isola di Albarella verrà qualche proprietario in più, italiano, sicuramente, che magari negli altri anni preferiva altre mete, magari la casa l'affittava, chi lo sa, ma è del tutto evidente che ci sarà un 50, un 60% in meno di economia che gira, ma come minimo. Coppola, Quindi, possiamo vedere insieme, le chiedo quindi di rimanere, poi commentiamo anche questo, un servizio da Belluno che fa il punto della protesta dei baristi. Prego la regia. Stanno bene. Noi chiediamo al sindaco, comunque al consiglio comunale, la possibilità di aiutarci non facendoci pagare per il 2020 le imposte comunali, tipo la Tari soprattutto, che per le tariffe che ha il nostro comune è un'imposta molto pesante. Non tassatici, di qui a fine anno. Più che una richiesta è un grido di dolore, quello espresso da 99 esercenti con attività nel comune di Belluno, oramai piegati dalla chiusura prolungata imposta dall'emergenza Covid-19. Insieme hanno sottoscritto una lettera inviata al sindaco Massaro, al consiglio comunale per conoscenza ai parlamentari e ai consiglieri regionali bellunesi, perché il lockdown si sta protraendo molto più delle aspettative e molto più di quanto sia economicamente sopportabile per la categoria pubblici esercizi. A forza di incertezza la gente ha iniziato a spazientirsi, ecco. Qualcuno dice che, i più pessimisti dice che non riapre, qualcuno dice che non ce la farà, qualcuno vuole fare scioperi, manifestazioni, cose che noi non stiamo promuovendo perché non ci sembra il momento di protestare, ma ci sembra il momento di chiedere aiuto. Ecco. Una categoria che sembra essere la più penalizzata non solo dal lungo stop ma anche dalle prospettive del post-apertura. La richiesta al Comune di Belluno è quella di cancellare per l'anno 2020 le tasse imposte comunali stabilite per la categoria, non contributi a fondo perduto ma un atto concreto, un'ancora di salvataggio a cui aggrapparsi per arginare l'emorragia di aziende e di posti di lavoro a cui si rischia di assistere. Noi chiediamo appunto l'aiuto alle istituzioni perché non si mungano ulteriormente, perché sicuramente dovremo comunque lavorare in perdita, non si recuperano 3 mesi di un anno lavorativo non fatti e non si recupererà questo periodo a venire dove mancano tutto l'indotto dell'industria, i clienti delle rappresentanze, i clienti delle fabbriche e non verranno per tutto il 2020. Queste le immagini che arrivano da una Belluno desolatamente vuota. Abbiamo chiuso con l'immagine di Piazza Duomo.
Ritorniamo in Polesine, perché il problema riguarda tutto il Veneto nella sua lunghezza, nella sua larghezza, dalle Dolomiti UNESCO al delta del Po con i suoi paesaggi struggenti. Coppola, ma di fronte a questo rischio di desertificazione, perché di questo stiamo parlando, cosa deve fare o cosa doveva fare il governo? Le chiedo questo a lei perché è stata assessore allo sviluppo economico, adesso è all'interno di Veneto Sviluppo. Poteva essere perseguita la strada dei contributi a fondo perduto? Contributi a fondo perduto io mi rendo conto che possono essere sicuramente auspicabili, ma nella condizione in cui è il nostro Paese dobbiamo pensare che noi non entriamo in una crisi dovuta al coronavirus. Noi eravamo già un paese sull'orlo del baratro totale, quindi è anche per questo che in Italia è molto più pesante questa crisi rispetto a quella che può essere in qualunque altro paese che può invece sostenere le attività economiche con denaro fresco e liquido. Però vede, anche adesso voi avete intervistato i bellunesi, allora loro chiedono giustamente al comune di non fargli pagare la Tari, ma è una tassa comunale. Allora lo Stato dovrebbe essere lui stesso che dice: comuni, non riscuotete la Tari quest'anno perché ve la trasferiamo noi, cosa che si guarderanno bene dal pensare perché sono lontani anni luce anche solo secondo me dalla conoscenza di quello che sono i tributi, perché qui siamo veramente a chi vive su Marte. Ecco, i contributi a fondo perduto, lo sappiamo, è anni e anni che non esistono quasi più. Io parlo per il Veneto, per la regione che conosco, ovviamente come regione nella quale ho dato il mio impegno. Guardi, i veneti non sono un popolo da fondo perduto. Il Veneto non è un popolo che chiede la carità o tantomeno che chiede i sussidi di cittadinanza o cose di questo genere. Quando è in ginocchio, come è adesso, probabilmente lo chiede. Tanto è vero che come Veneto Sviluppo, ovviamente in piena sintonia e come braccio operativo dell'assessorato allo sviluppo economico, noi non è che stiamo studiando, noi li abbiamo già da tempo pronti e grazie a Dio stanno già camminando in regione. Cercheremo di andare incontro per essere una vera e propria leva, cioè per moltiplicare e migliorare quella sorta di, com'è che l'ha chiamato Conte, non so, un'esplosione incredibile, una roba del genere. Potenza di fuoco. La potenza di fuoco di Conte è di dire ai cittadini italiani: indebitatevi fin sopra i capelli, oltretutto per i prossimi 5 anni, 6 anni della vostra vita. In banca questo, oggi come oggi, sappiamo per certo che si hanno grosse difficoltà anche volendo aumentare i debiti che molti commercianti e molte attività e molti imprenditori hanno già, ma per sperare di poter riaprire uno dice: vabbè, mi faccio un altro pezzetto di debito. Ok, anche questo è difficile, perché le banche anche in questo stanno rispondendo molto male e a me dispiace perché guardi, ne ho un bellissimo ricordo della collaborazione con le banche, che tra l'altro rappresentano il 49% per esempio della società di Veneto Sviluppo, e ricordo bene l'anticrisi fatto con loro nei periodi della crisi iniziata nel 2008-2009 che tutti ricordano. Un momento di grande collaborazione che oggi non riscontro assolutamente dalle risposte e dai tanti racconti che mi vengono fatti. Perché proprio vi è vuoi anche solo la non apertura degli sportelli che viene ulteriore, ma neanche su appuntamento, glielo garantisco, ma io vorrei, guardi, essere smentita in quello che dico e mi auguro che ci sia da parte del sistema bancario una risposta
anche molto forte rispetto a quello che sto dicendo. Mi auguro che dicano che sono una bugiarda, che non si dice quello che sto dicendo, che non si fa questo genere di propaganda, e me lo auguro con tutto il cuore, perché è un grido di allarme invece che io ho raccolto, perché assolutamente vengono date delle risorse che servono per pagare magari rate che in questo momento sono ferme, non certo per dare liquidità. E Coppola, invece, grazie per queste spiegazioni che ci fanno toccare con mano quello che sta succedendo. Siamo in attesa di collegarci con l'unità di crisi di Marghera, dove a momenti dovrebbe arrivare il presidente Zaia. Le chiedo, per abbassare anche un po' i toni, io so che lei è molto impegnata sui social, quindi è molto tecnologica in questo momento, appunto sta mostrando le sue ricette, ha comunque un suo programma su Delta Radio, se non sbaglio, quindi è molto impegnata. La tecnologia aiuta a coltivare l'appetito? Assolutamente sì, e guardi, i nostri clienti della Marinetta, devo dire, sono perennemente sempre attenti a quanto pubblichiamo, a quanto pubblico io, sia sul nostro profilo che su quello dell'Ittiturismo, e riusciamo a tenerci così anche. Oggi partirà anche per loro una newsletter, proprio perché si possa continuare ad essere uniti, e io mi auguro veramente che si possa anticipare l'apertura, perché tanti colleghi non apriranno. Lei ha questa sensazione o è una certezza? Ho già prova, ho parlato con molti di loro e molti stanno pensando di non aprire, ma per non parlare poi di tutto quello che è l'indotto dietro ai ristoranti, le cantine, i distributori dei vini, il caffè, ma per fare solo l'esempio delle ultime 2 o 3 telefonate di ieri, e questo vuol dire disoccupazione, vuol dire in un paese come il nostro, o meglio in una regione come la nostra, dove era veramente difficile anche solo cercare e trovare qualcuno, un commis di cucina, commis di sala, era veramente difficile ogni anno poter reperire la manodopera in più. Oggi come oggi siamo ritornati a ricevere le mail, a ricevere i curriculum di tanta gente che sa già, gli è stato già detto che resteranno a casa. Io ho amici che non apriranno alberghi. La ringrazio, è arrivato il presidente Zaia, è stata gentilissima e ci ha dato una prospettiva molto interessante. Lascio volentieri il posto, molto volentieri, a chi grazie a Dio ci governa in Veneto. Grazie Coppola, buon lavoro. Linea a Marghera. Anche a coloro che sono collegati da casa, oggi vi do le informazioni, quindi il bollettino quotidiano, poi vi lascio alcune considerazioni, e dopodiché lascio la parola all'assessore Lanzarin e poi all'assessore Bottacci per delle comunicazioni importanti. In particolar modo l'assessore Lanzarin ha degli aspetti che poi io introdurrò, ma poi approfondirà lei nella sua parte di comunicazione. E vi dico che intanto con i tamponi siamo arrivati a 337.000, questa mattina peraltro sono 337.000, sono 9.047 per l'esattezza in più rispetto a ieri. Vi dico che stamattina abbiamo parlato tanto di tamponi perché abbiamo già un piano di rafforzamento che parte da una base. Noi speriamo di metterlo in piedi questo piano alla volta di fine estate per 30.000 tamponi al giorno, cioè comincia a diventare veramente, come vi ricordate, ho detto schiereremo l'artiglieria, però posso anche già aggiungere, vi lascio così, stuzzico un po' anche la curiosità, che forse se riusciamo, insomma, andiamo giù di artiglieria pesante oltre i 30.000, per cui abbiamo anche alcune sorprese che stiamo tentando di mettere in piedi sempre rispetto ai tamponi. Gli isolamenti sono 7.661, calano di 225, 7.661, meno 225, sempre rispetto a ieri. Numero dei positivi
sono 17.825, sono esattamente 117 in più rispetto a ieri. Qui vi devo ricordare che noi abbiamo previsto sostanzialmente, ve la faccio breve senza spiegarvi tutto il piano, che nel giro di 15-20 giorni si ripassino sempre tutti gli ospedali e tutte le case di riposo. E questo vuol dire che soprattutto nelle case di riposo, in particolar modo nelle case di riposo, in alcune case di riposo, purtroppo la raccolta dei positivi non ha cessato, visto e considerato che ci sono ancora dei positivi che emergono. Considerate che il tampone becca la positività, vi dico dati che ci dicono dalle microbiologie, becca la positività già al 6º-7° giorno dell'avvenuto contatto. Invece la saponetta, il test rapido, becca il positivo dal 11° giorno, il che vuol dire che questi più 117 sono ovviamente probabilmente dei negativi che avevamo già ricoverati, che si sono positivizzati, e quindi quando noi li abbiamo testati la prima volta erano nel limbo dei 7 giorni. Questo anche per darvi una lettura e un senso dei dati, perché se diciamo sono aumentati i positivi in Veneto non vuol dire niente. Invece a noi interessano due dati: questo, 1156 ricoverati, e sono 31 in meno rispetto a ieri, cioè vuol dire che diminuiamo le persone in isolamento, aumentano i positivi, ma diminuiscono le persone in ospedale. Capite che questo è il dato che ci interessa, perché se uno arriva in ospedale vuol dire che è malato, altrimenti no. E vabbè, c'è anche il caso del sintomatico che sta a casa, per carità, però questo è l'indicatore, questa è la patologia nella fase acuta che ha bisogno di cure ospedaliere. 1156 meno 31. E poi le terapie intensive, guardate, era un miraggio a metà marzo vedere questo numero, 114, sono meno 6 anche oggi. Vi ripeto, vi ricordo, qualcuno dice ma dice spesso delle cose che sappiamo, repetita iuva, no? Vuol dire che questi sono pazienti che sono nei nostri ospedali da 3-4 settimane, mediamente non sotto le 3 settimane, stiamo parlando di pazienti che entrano ovviamente nelle terapie intensive dopo aver fatto infettive, subintensive e se la storia si complica ovviamente intensive. Non vi nego che voglio portare qui alla conferenza stampa, appena sarà finita questa fase diciamo più importante, di volta in volta portarvi un esperto delle infettive, un esperto delle terapie intensive, in maniera tale che abbiate anche uno spaccato di cosa vuol dire vedere in faccia uno dei nostri operatori e rendere omaggio per suo tramite a tutta la squadra che c'è. Dimessi sono 2559, sono 51 in più rispetto a ieri, quindi non si entra più in ospedale perché sono in negativo il carico, calano le terapie intensive, calano i ricoverati e aumentano i dimessi. Quindi due dati positivi: calo di ricoverati e aumento dei dimessi. I morti sono 1124, sono 22 in più rispetto a ieri, in totale sono 1437, quindi 1124 i morti in ospedale, 1437 i morti in totale, più 22. Sui morti volevo dirvi una cosa, adesso ho fatto anche fare un'indagine interna e siamo arrivati al bando della matassa. Insomma, girano degli audio su WhatsApp che sono imbarazzanti. C'è un audio che gira che dice che tutti ovviamente si scambiano, ma capisco i cittadini, se uno non sa le dinamiche, c'è uno che dice a un altro, una persona che dice a un'altra persona, quel signore in quel contesto, mio parente, è morto, le pompe funebri hanno detto che è morto di coronavirus, i miei parenti hanno obiettato non è morto di coronavirus ma è morto perché era un malato terminale, e la pompa funebre ripete, noi dobbiamo catalogarli tutti come coronavirus perché qui in Veneto c'è la strategia di aumentare i morti. Guardate, primo, le pompe funebri non fanno nessuna classificazione, tanto per cominciare. Due, è gravissimo che si sia diffuso questo audio, e chi lo ha diffuso comunque ne renderà conto, ve lo posso garantire io, perché diffonde inquietudine. 3, cioè non esiste che si dica che
quello che fa l'incidente stradale viene dichiarato morto come coronavirus. Ci sono dei parametri diciamo tecnico-legali per i quali i pazienti hanno una loro classificazione nel momento in cui ci fosse un decesso, che è prevista secondo diciamo, le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, punto. Non è che si può rivendicare la trasparenza, siamo l'unico paese che piaccia o non piaccia e siamo l'unica regione che emette i bollettini ogni giorno. Provate a informarvi ad esempio quanti bollettini vengono emessi in alcuni paesi tipo il Giappone, no? Piuttosto che la Gran Bretagna o la Svizzera o da altre parti. Non mi risulta che emettano il bollettino quotidiano. È una scelta, per carità, rispettabile. Non discuto la qualità delle loro sanità, ma dico non si venga a chiedere trasparenza, numeri e tutto, e poi quando ti danno i numeri dici vabbè, ma sono numeri così perché tanto li fanno per fare i bollettini. No, non funziona così. 98 i nati, ieri erano 77, oggi 98. Allora, due brevissime considerazioni prima di andare via. Tanto ringrazio i sindaci dei capoluoghi, ma comunque l'Anci Veneto, e avevo parlato in più occasioni con il presidente Conte dell'Anci Veneto, quindi sindaco di Treviso, e ho visto che loro hanno fatto un documento di sostegno nell'approccio alla fase 2, no? Che è una fase 2 che è una fase complicata, che è quella che io definisco della convivenza, e i sindaci dicono, vogliamo dire al Presidente del Consiglio che si abbia sostanzialmente l'ente regionale come riferimento, quindi li ringrazio per questa nota che ho visto ieri pomeriggio, l'ho vista io in ritardo, quindi volevo ringraziarli. In generale le strade, vi ricordate quando mi hanno fatto la polemica dicendo che io esageravo a dire che il lockdown non esiste più? Il lockdown non esiste più, ma vorrei ricordarvi che non è colpa dei cittadini che vanno a passeggiare per i campi. Le strade sono piene di camion, furgoni e lavoratori che si spostano, che sono esattamente lì perché il governo, approvando i codici Ateco, le deroghe e i silenzi assensi, ha permesso, secondo me, bene, l'apertura. Ma lo dico perché non è che funziona che tu fai il decreto e poi dici che ci sono le macchine in strada in Veneto perché Zaia le ha liberate, no? Assumiti almeno la responsabilità che io condivido come principio, no? Hai dato aperture, ben venga, ma non anche far finta di non sapere che queste aperture sono esito di un DPCM, non di un'ordinanza. Dopodiché, dico, noi abbiamo fatto un grande atto di responsabilità come Veneto, l'abbiamo sempre dimostrato. Io dico anche di fiducia nel firmare le ordinanze, perché poi sulle ordinanze rispondo io, hanno solo la mia firma le ordinanze, non hanno altre firme. Io invoco sempre il senso di responsabilità. Guardate, a me fa specie e posso dire, mi colpisce che molti ragazzi mi segnalano casi isolati, perché non bisogna generalizzare, di chi ancora non ha capito che la mascherina non è un obbligo di legge, è una salvezza. Cioè, direi che per assurdo dovremmo anche cancellare tutte le leggi sulle mascherine, perché dovrebbe essere come quando si esce di casa, non c'è nessuno che esce nudo, no? Ci si veste, non serve fare una legge per gli indumenti. E direi in egual misura è fondamentale ricordare ai cittadini che è fondamentale la mascherina. Attenzione, noi stiamo lavorando per cercare di fissare in maniera proprio plastica due dati: ricoverati e terapie intensive, al di là di tutti i grandi discorsi che fanno i professori. C'è un numero oltre il quale noi non ci possiamo permettere di essere liberi? Sì, c'è, stiamo cercando di identificarlo nelle curve e dire: guardate ragazzi, con molta trasparenza, noi non abbiamo dossier segreti. Raggiunto questo numero di terapie intensive e questo numero di ricoverati, si torna a chiudere. Cioè non ci sono alternative. Non vorrei che qualcuno si fosse fatto l'idea che tutto è finito. Noi dobbiamo convivere con il virus. Secondo me è assolutamente possibile affrontare tutta l'apertura, questo è poco ma sicuro. Io non posso, come si può dire, comprendere che si possa pensare che il parrucchiere e la parrucchiera siano un problema e le case da gioco non lo siano. Non posso pensare che entrare in un pullman in 15 su 35 metri quadrati non sia un problema
e siano un problema 2 persone che contemporaneamente entrano in un negozio di 40 metri quadrati. È così, molto altro ancora. Quindi, per non innescare una guerra tra poveri, continuiamo a dire: investiamo sulla messa in sicurezza dei cittadini. La mascherina è imprescindibile. Quindi la mascherina devi portare per 3 motivi. Il primo, mascherina, igienizzazione delle mani o guanti e il discorso del distanziamento sociale. Primo motivo, metti in sicurezza la tua salute. Secondo motivo, metti, e non sono nell'ordine di importanza, metti in sicurezza la salute degli altri. Terzo motivo, se non te la metti avremo ricadute e dovremo riprendere in mano la partita delle restrizioni. Sia chiaro, e ve lo dico tutti i giorni, che deve restare agli atti che non siamo assolutamente convinti del fatto che il virus se ne sia andato, che il pericolo della reinfezione è reale e anche di nuovi focolai. Questo è quello che dico io. Come evitare questo? Con la messa in sicurezza dei cittadini, rispettando le regole e facendo insomma quello che ogni buon padre di famiglia farebbe. E ringrazio tutti quelli che hanno aderito con senso di responsabilità al tema dell'asporto, perché voglio ricordare che sarebbe stata una grande tentazione, no? Di dire apro la pizzeria per asporto e poi di fatto maschero anche un servizio diverso. Invece vedo anche dei ritorni di chi controlla che l'asporto viene interpretato nella maniera giusta: si prenota, si va a ritirare e si va a casa a consumare, si va da soli, non si va accompagnati, e questo penso che sia un bel segnale. E dico su questo fronte che è da esaltare la creatività dei veneti. C'è qualcuno che è riuscito a fare lo spritz da asporto, non so se avete visto. Sottovuoto ho messo un'oliva con lo stecco, una fetta di limone o di arancia sempre sottovuoto e la piastrina di spritz surgelato, in maniera tale che non si porta a casa la busta e poi solo i veneti possono far così. E quindi penso che ancora una volta ne viene fuori la creatività, la genetica, il sapersi arrangiare e il senso di responsabilità. Adesso abbiamo una grande sfida, ed ho chiuso, che è quella di fare in modo che non ripartano focolai. Quindi minimo, ma veramente minimo, ma imprescindibile, la mascherina, che si deve portare bene, comprendo naso e bocca. Vi lascio l'assessore Lanzarin e lei vi darà un'informazione importantissima. Noi abbiamo approvato ieri in unità di crisi il piano di riapertura degli ospedali. Dico questo: non troverete più la modalità di accesso negli ospedali che conoscevate prima, che conoscevamo prima. Ci sarà ovviamente l'obbligo di portare la mascherina entrando in ospedale, gli ingressi saranno assolutamente 7 gol qua con il nastro isolante. Gli ingressi saranno assolutamente diminuiti, quindi non si entrerà più da tutte le parti. Sapete, i nostri ospedali erano un po', come si può dire, un alveare, no? Entravi e uscivi, ma ci saranno dei controlli agli ingressi, poi l'assessore vi spiegherà tutto. A me interessa dire che la filosofia è quella di mettere in sicurezza i cittadini. Primo riferimento sono i ricoverati, quindi ognuno, ma lo stiamo già facendo, dovrà essere tamponato e testato prima di poter essere stabilizzato, cioè verrà ricoverato ma avrà un limbo nel quale il suo ricovero sarà in attesa del test. Ma a me interessa dire e pregare i cittadini di valutare fino in fondo, e poi vi dirà anche alcune misure l'assessore Lanzarin, del fatto che l'ospedale è un luogo nel quale i virus e i batteri sono più presenti. È inevitabile, no? Non è che ci vuole una laurea in medicina per capirlo. Se vai in officina meccanica è ovvio che trovi il grasso delle lavorazioni, piuttosto che vai in falegnameria trovi la segatura, no? Ecco, in ospedale trovi i virus e i batteri. Quindi ovviamente grande lavoro di squadra con i medici di base, con il territorio, con tutto quello che si può fare, ma in ospedale bisogna accedere solo in caso di vera necessità. Non voglio dire che prima ci andassero a fare una passeggiata, però abbiamo capito ad esempio che andare a trovare un parente si va da soli, senza portare tutta la comitiva o tutto il giro della scopa che vuole andare a trovare l'amico, piuttosto che i club di calcio o quelli dello spiedo, queste robe qua. Non funziona più così.
è un luogo di cura, è sacro, dobbiamo mettere in sicurezza la salute per prima dei pazienti che in quel momento hanno una salute cagionevole e quindi sono ancora più esposti al virus. Dall'altro ovviamente penso agli accessi di pronto soccorso, i veneti hanno già dato una dimostrazione, gli accessi sono calati da 4.500 al giorno a 1.200, 1.300, 1.400, 1.500, che è la dimostrazione che si è capito che il rischio è alto. Io ho l'obbligo di dirvi solo questo. Vi ringrazio, torno in videoconferenza e vi lascio l'assessore che vi dà una descrizione di cosa accadrà negli ospedali dal 4 di maggio. Grazie e buongiorno. Grazie Presidente, Assessore Raffarini. Ovviamente il documento che vi illustra l'assessore vi verrà diffuso successivamente, che è quella circolare andata oggi alle ULSS. Sì, allora, come diceva il Presidente, è stato approvato ieri in unità di crisi, oggi penso che sia già partita la lettera ufficiale a tutte le aziende sanitarie con le linee di indirizzo, questo per far sì che dal 4, quindi da lunedì, si ritorna a una normalità per quanto riguarda, gestita in maniera diversa, come diceva il Presidente, per quanto riguarda le attività ospedaliere, sia di ricovero ma anche quelle ambulatoriali. Se vi ricordate c'era stata una nota del 13 di marzo che aveva sospeso fino al 16 di aprile le attività ospedaliere, ha mantenuto solo le emergenze e urgenze e anche le prestazioni, quindi la specialistica, erano state mantenute solo le visite di urgenza, ossia quelle entro le 24 ore o quelle entro le 10 ore. Erano state sospese invece tutte quelle differibili o programmabili. Poi era stata prorogata questa misura fino al 4 di maggio. Il 4 maggio riprendono invece le attività come antecedente, quindi emergenza Covid. Cosa succede? Succede allora che chiaramente, come è stato detto, l'ospedale rimane un territorio da monitorare e da gestire e organizzare con la massima attenzione, dove l'allerta deve essere massima, proprio perché abbiamo capito insomma che questo, come le case di riposo, sono dei luoghi in cui il virus purtroppo entra con facilità e quindi creando anche situazioni come abbiamo visto, e quindi deve cambiare un po' la filosofia dell'organizzazione, degli accessi, della predisposizione. E quindi noi con questo documento, che è stato un documento appunto redatto dalla Direzione Sanità con anche poi il supporto di tutte le aziende sanitarie che hanno fatto delle osservazioni, conoscendo anche un po' la situazione poi sul campo e in loco, diamo delle linee di indirizzo proprio per la gestione degli ingressi, dei reparti, delle sale d'attesa, delle sale operatorie, dei spazi comuni, degli ambulatori e dei pronti soccorsi. Quindi troverete poi nel dettaglio anche tutte queste enunciate appunto differenziazioni e gestioni. Io vi do solo alcuni cenni rispetto a quello che contiene il documento, poi lo potete leggere, è un documento molto articolato. Quindi rivediamo tutto il discorso degli accessi negli ospedali, evitando che ci siano molti accessi, quindi limitando negli ospedali che avevano tanti accessi anche a 2 accessi. Gli accessi sono presidiati da personale sanitario che deve accurarsi di chi entra all'interno dell'ospedale con gli accorgimenti che oggi sono previsti, quindi misurazione della febbre, i dispositivi, quindi le persone che entrano devono avere dei dispositivi, viene misurata la febbre e poi hanno i dispositivi, quindi guanti e mascherine. Ogni singolo ospedale sarà dotato di mascherine per i visitatori se non arrivano con la mascherina da casa, e sono le mascherine che ci vengono consegnate alla Protezione Civile, quelle Montrasio, che abbiamo già previsto di consegnare negli ospedali, no? Però se uno ha la propria mascherina utilizza la propria mascherina. Rivediamo gli spazi, quindi cercando di far sì che non ci siano più spazi di fronte agli ambulatori con grandi spazi, quindi, e con l'accumulo e l'aggregazione di tanta gente, perché le visite saranno solo su prenotazione, su appuntamento e su prenotazione, dilazionate, quindi ogni 15 minuti, con la possibilità che le persone arrivino solo con un accompagnatore, soprattutto per quelle persone che sono anziane, bambini, disabili, altrimenti la persona dovrebbe arrivare in ospedale per la prestazione da sola, quindi evitando quindi momenti di
aggregazione, momenti di questo tipo. Le prenotazioni si fanno con attività di remoto il più possibile, quindi telefonate, attività appunto di remoto di questo tipo, in modo da non, anche qui, che non ci siano momenti di aggregazione di fronte ai CUP, di fronte appunto agli sportelli di prenotazione. Per quanto riguarda i ricoveri, quindi sia le persone che accedono tramite pronto soccorso, quindi che arrivano per emergenza o urgenza, sia i ricoveri programmati. Allora, per quanto riguarda le persone che arrivano dal pronto soccorso, rimane il triage separato, quindi prima di entrare al pronto soccorso passano attraverso i triage che sono stati già predisposti, si verifica se hanno sintomi di un certo tipo fanno un percorso, se invece non hanno sintomi vanno nel pronto soccorso, insomma nelle sale d'attesa, sempre con mascherine, guanti, con tutto quello insomma che abbiamo già previsto, con tutte le norme di gel, di igiene, di sicurezza che abbiamo già previsto e che conosciamo bene. Prima di qualsiasi ricovero, quindi sia i ricoveri programmati, sia i ricoveri di emergenza e urgenza che arrivano al pronto soccorso, predisponiamo il tampone. Noi abbiamo previsto che dovremo fare circa 1600 tamponi al giorno rispetto alle persone che ricoveriamo in tutti gli ospedali giornalmente, quindi 1600-1700. Quindi verrà effettuato il tampone nasofaringeo e mentre che la persona aspetta l'esito del tampone non sarà mandata in reparto, ma prevederemo degli spazi isolati per avere l'esito del tampone. Prima appunto che la persona sia ricoverata in qualsiasi reparto oppure accede ad altri spazi, ci saranno previsti degli spazi isolati per attendere l'esito del tampone, questo per evitare appunto che arrivino delle persone in reparto in attesa del tampone e poi dal tampone insomma vediamo che sono persone con positive, quindi proprio per evitare più possibile quello che può essere appunto nascere di focolai all'interno di reparti o di quant'altro. Lo stesso per gli interventi chirurgici programmati. Gli interventi che sono programmati, chiaramente la persona che ha un intervento chirurgico sarà chiamata un giorno prima per fare il tampone, ci sarà l'esito del tampone e poi l'intervento programmato. Quindi tutte le persone che entrano in ospedale per pronto soccorso, emergenza, urgenza e poi hanno bisogno di ricovero, oppure le persone che anche entrano per interventi programmati chirurgici eccetera, sarà effettuato il tampone, questo per mettere in sicurezza la persona ma anche tutto il resto, e questa ci sembra una linea molto importante insomma di attuazione. Per quanto riguarda invece il discorso della programmazione delle visite specialistiche che sono state chiaramente sospese, qui c'è delle attività che sono state già riprogrammate da alcune aziende. Poi c'è un'attività di riprogrammazione che assieme ai medici di medicina generale stiamo facendo, cioè i medici di medicina generale su questo insomma ci stanno dando una grossissima mano, stanno riprendendo tutte le prestazioni che non sono state effettuate e riprogrammandole proprio per poter permettere appunto che poi ci sia insomma l'espletamento di tutte queste prestazioni. Le prestazioni ambulatoriali però ove possibile, e abbiamo già delle situazioni che si sono già concretizzate, penso allo IOV come anche a Padova, incentiviamo il più possibile le visite da remoto e quindi le visite a distanza, telemedicina, visita remoto, chiamiamole come vogliamo, quindi attraverso il telefono, la videochiamata o la videoconferenza. Stiamo vedendo che questa è una prestazione ed è una situazione che sta funzionando, anche apprezzata, ci dicono, lo stanno facendo per le visite di controllo, in alcuni casi per i follow up, dove è possibile, chiaramente non sempre, però visite di controllo, follow up in alcuni casi è fattibile, è possibile farlo, sia lo IOV sia l'azienda ospedaliera di Padova le stanno già facendo e ci dicono insomma che sono anche apprezzate, quindi questo diventa anche un momento importante perché è una novità che probabilmente può entrare anche poi in quella che è una programmazione insomma più standard.
Queste sono le linee di indirizzo che voi troverete in questo documento. Chiaramente accompagnato a tutto questo c'è una formazione continua di tutto il personale sanitario, formazione rispetto a tutte quelle che sono le misure di sicurezza, le misure di igiene pubblica, le misure che si devono adottare. E questo è quello che succederà dal 4 in tutti gli ospedali del Veneto e anche in tutte le attività private accreditata, quindi in tutto il panorama sanitario del Veneto. Per quanto riguarda invece gli ospedali Covid, quindi gli ospedali che sono stati individuati in ogni singola azienda, e li possiamo anche ricordare che sono un reparto a Belluno, per quanto riguarda l'USL Trevigiana, Vittorio Veneto e San Camillo a Treviso, poi abbiamo Dolo e Villa Salus a Mestre, abbiamo Jesolo per quanto riguarda l'orientale, abbiamo Trecenta per quanto riguarda l'USL Polesana, Schiavonia per l'azienda Euganea e l'azienda ospedaliera di Padova, Sant'Orso per la Berica e la Pedemontana e Villafranca e una parte di Borgo Roma per invece l'USL Scaligera e l'azienda ospedaliera di Verona. Questi continueranno ad avere i propri reparti Covid, ma mano a mano ritorneranno anche questi nella piena funzionalità. I direttori di queste singole aziende stanno predisponendo i piani specifici, perché c'è chi riesce a rientrare diciamo a pieno subito, chi invece avendo più pazienti o ancora tanti pazienti Covid deve comunque dilazionare in maniera un po' più forte quelle che sono appunto il ritorno a quella che è la normalità e all'ordinarietà, e quindi anche questi ospedali insomma con i tempi previsti ritorneranno alle funzioni che erano prima stabilite. E qui ripetiamo quello che il Presidente ha sempre detto e abbiamo sempre detto anche i sindaci: è chiaro che la programmazione che era prevista da schede ospedaliere per questi ospedali ritornerà da programmazione. Su questo abbiamo sempre dato conferma, lo ribadiamo se necessario. Allora, per dare un po' d'ordine alla vicenda quotidiane, allora io direi tutte le domande sulla sanità relative alla sanità, farmaci, qualsiasi altra cosa, l'assessore Lanzarin. Tutte le altre domande relative, ordinanze, DPCM, modalità operative, le rivolgiamo all'assessore Bottacin. Quindi direi facciamo un primo giro di sanità, io faccio le domande di sanità che arrivano dai giornali e poi facciamo un secondo giro di DPCM e di ordinanze. Avevo già visto la mano perché gli aziende italiane non sono spiacenti, ma lui bravissimo. Si colloca e Sì, buongiorno Assessore. Ecco, per quanto riguarda il ripristino delle attività cosiddette differibili, no, quelle sospese, c'è una tempistica soprattutto riguardante gli ospedali Covid, che sono quelli insomma, che spesso sono ospedali molto importanti perché servono bacini piuttosto ampi. La domanda in termini molto semplici: l'utente non Covid, l'utente ordinario, quando ragionevolmente potrà avere garantite le prestazioni? 1. 2. Per quanto riguarda la revisione della massa di prestazioni, visite, esami congelati in questi 2 mesi, quali saranno i criteri dei medici di famiglia per stabilire se nel frattempo un'urgenza è venuta meno, è diventata ancora più urgente? C'è una razza in questo? Grazie. Ma allora, i medici di famiglia hanno tutte le notizie per poter, essendo loro assistiti, essendo loro pazienti, per capire rispetto all'evolversi appunto di patologie e quindi la richiesta di esami specialistici. Ed è per questo insomma che c'è stato fatto questo accordo con loro nel cercare di programmare tutte quelle che sono le attività. Per quanto riguarda invece la riprogrammazione, si cercherà di sicuramente insomma smaltire il prima possibile con i tempi che saranno previsti
ma insomma ragioneremo adesso vedendo un po' anche i carichi e la mole, insomma anche rispetto insomma a orari extra e quant'altro proprio per smaltire. Per quanto riguarda gli ospedali Covid, la parte ambulatoriale mi dicono che riprenderà già dalla settimana prossima. Abbiamo un'idea della massa di prestazioni, abbiamo un'idea della massa di prestazioni arretrate, c'è un numero no, però indicativo? Possiamo raccogliere questo dato, non ce l'ho sotto mano. Grazie. Emiliano, prego. Buongiorno Assessore, le chiedo scusa, mi sono perso nella parte di ingresso emergenziale, non ho capito perché è anche una situazione un po' particolare dove il tempo stringe e lei parlava, se ho capito bene, di comunque sottoporre a tamponi per sicurezza e per non creare focolai in fase di ingresso. Come gestire l'emergenza e anche la tempistica in sede del tampone per evitare appunto focolai? Allora, noi abbiamo fatto, questo documento prevede, già alcuni ospedali lo facevano già, quindi era già una prassi in alcuni ospedali. Abbiamo previsto di fare il tampone a tutti quelli che entrano all'ospedale, sia che entrino tramite il pronto soccorso, quindi in emergenza urgenza, sia quelli che entrano per i ricoveri che sono stabiliti perché sono stati appunto previsti con il medico di medicina generale o perché comunque hanno degli interventi programmati e quant'altro. A tutti questi verrà fatto un tampone di verifica. Nell'attesa del tampone, quelli che dovranno essere ricoverati, prima di arrivare in reparto, saranno sistemati in dei posti, quindi c'è anche una strutturazione logistica di questo tipo, separata, prima di arrivare in reparto in attesa dell'esito del tampone. Le chiedo scusa, mi perdoni, porti pazienza, ma io a volte sono catastrofico. Un incidente stradale dove appunto arrivi che la situazione è quella che è, anche queste persone vengono sottoposte. Se arriva un'emergenza urgenza che deve essere operata, facciamo l'esempio, un'emergenza urgenza che deve essere operata, questa va operata e chiaramente poi ci sarà la sterilizzazione di tutta la sala operatoria, poi cioè, è chiaro che nell'emergenza urgenza, nell'ictus eccetera non possiamo permetterci le emergenze urgenze vanno trattate come emergenze urgenze con tutte le precauzioni, chiaramente isolamento, percorsi separati e quant'altro. E un'ultima domanda, io accompagno durante l'emergenza una persona, un caro, insomma che si è sentito male, come gestite la persona, quindi l'accompagnatore? Anche lui sarà logicamente separato, ma sa, quando si entra in pronto soccorso bisogna registrare la documentazione, quindi tu hai alla fin fine un accesso. Questa cosa come viene? Saranno garantiti degli spazi separati, quindi ci sarà anche una distinzione e le misure di precauzione, quindi mascherina, guanti, gel e quant'altro. No tampone però, giusto? No, non il tampone per gli accompagnatori. No. Sì, chiaramente la febbre, non tampone per l'accompagnatore. Grazie Assessore. Allora, Antonella Prigioni e poi Rete Veneta Antenna 3, sempre Lanzalin e poi Telenuovo Trollesi. Il numero delle terapie intensive, leggevo che la Regione Veneto è una delle poche regioni che mantiene stabile. Conferma, Assessore, che rimarranno 825 posti di terapia intensiva? No, allora nella nostra programmazione regionale da schede ospedaliere approvate, quindi programmazione che è stata approvata in Consiglio regionale, insomma che ha passato tutti i vari passaggi, noi abbiamo oggi 450 posti letto di terapia intensiva più i 45 del privato, quindi andiamo a 495. Questi ci sono sempre stati, continueranno a rimanere, ma rimarranno perché noi manterremo anche i posti letto aggiuntivi, se non tutti, gli 800, siamo arrivati dai 495 agli 825, ma li manteniamo, dobbiamo mantenerli, vogliamo mantenerli, proprio nell'eventualità appunto che ci sia ancora un'emergenza oppure un ritorno che ci chieda appunto la necessità di avere posti letto di questo tipo, quindi li manteniamo negli ospedali Covid Hospital separati, quindi si sta strutturando delle postazioni che rimarranno lì. Grazie. Ilaria Marchiori, Rete Veneta Antenna 3. Sì, buongiorno Assessore, alcune domande. La prima, così mi riallaccio un attimo alla questione delle terapie intensive. C'è un numero che se si raggiunge, quindi superiore a quello attuale, si torna indietro, si richiude tutto? Ma è chiaro, cioè, il Presidente ha detto che il numero delle
cioè i due dati che noi monitoriamo sono le terapie intensive e i ricoveri. Nel momento in cui dovessimo vedere un ritorno importante di occupazione di terapie intensive e di ricoveri, è chiaro che allora lì scatterebbe un piano di sospensione, di rallentamento e quant'altro. Non abbiamo un numero oggi, però ci regoliamo in base anche all'esperienza che abbiamo avuto. Ecco, infatti la domanda che tra l'altro me ne ha un po' stato, volevo rivolgere anche all'assessore Bottacci, magari dopo ne riparliamo della curva un attimo. Ok. E poi una domanda tra virgolette di servizio: per le classiche analisi del sangue serve prenotare, e così anche poi per il controllo delle analisi, gli esami insomma semplici, basilari? Chiaramente, ove possibile, sempre meglio la prenotazione. Sappiamo che per i punti prelievo c'è anche c'è la prestazione, chiaramente uno all'impegnativa, la mattina si presenta. Stiamo cercando di comunque far sì che ci siano sempre gruppetti piccoli di persone e non tante persone, quindi prevedere anche più punti, distanziamento, cercare di suddividere appunto anche per quanto riguarda i punti di prelievi del sangue con la stessa modalità. Meglio se si riesce a fare con la prenotazione. Sappiamo che non sempre è possibile per quanto riguarda il prelievo del sangue, quindi con la prenotazione, ma la persona insomma si reca la mattina, ma anche qui insomma vedremo già dalle i primi giorni come funziona, poi potrebbero essere interventi che vengono ricalibrati. Ecco, poi l'ultima domanda che ci è arrivata già da più di qualche telespettatore, che chiede se la Regione può in qualche modo intervenire perché non si trovano praticamente più da nessuna parte, o comunque a fatica, i guanti monouso, visto che servono, sono necessari soprattutto per ricominciare la fase 2. Su questo noi possiamo solo cercare di chiedere anche a chi di dovere, insomma, di far sì, visto che queste sono misure che servono, di far sì che i canali per l'approvvigionamento siano canali insomma che vengano forniti. Su questo facciamo una sì, no, è vero, cioè si può usare anche il gel, è previsto dappertutto, anche nelle misure nazionali si finiscono i guanti, uno si ha il gel, si può comunque utilizzare il gel e dimostra di avere il gel, quindi è vero. Può essere un sostituto? Certo, no, è previsto. Fermi tutti su materiali e cose del genere, poi interviene l'assessore Bottacci come protezione civile, cioè come forniture, mascherine, gel e quant'altro. Trolese e Telenuovo. Buongiorno Assessore, eccomi qua. Dunque, prima del ricovero si fa il tampone, tranne che nelle emergenze e urgenze. In caso di una partoriente, che succede e che succede al bambino? Ma ci sono dei percorsi separati da seguire, dei protocolli che vengono seguiti. Ci sono già state anche situazioni di questo tipo, quindi ci sono dei protocolli specifici che vengono seguiti per mettere in sicurezza la donna, il bambino e tutto il resto. Un'altra domanda velocemente, per quanto riguarda le visite ai parenti, mi sembra di capire che saranno ridotte al minimo, o così o così. Sono ridotte al minimo e anche con orari prestabiliti, cioè se noi abbiamo l'idea di prima dell'ospedale che uno più o meno insomma può andare a fare la visita quando vuole, no. Quindi saranno le visite ridotte con accessi limitati e anche in orari limitati. Grazie. Allora io passerei un attimo ai giornali, sempre con riguardo alla sanità. Nico Russi Moro, Corriere del Veneto. Quante prestazioni ambulatoriali e quanti interventi chirurgici sono saltati e secondo lei vanno riprogrammati? Non abbiamo il numero, possiamo avere un numero e poi fornirlo. Oggi riforniremo anche questo numero. Seconda domanda, uno studio di DSS dimostra che la riapertura delle scuole porterebbe di nuovo a riempirsi le terapie intensive, mentre la riapertura delle attività commerciali riporterebbe tutto al picco epidemico. State considerando queste previsioni? Sicuramente stiamo considerando tutti quelli che sono gli studi, i comitati scientifici e quant'altro. Ricordiamolo che le scuole non le riapriamo noi e le attività commerciali non le riapriamo noi, cioè non è nostra competenza, perché quando si parla di scuole non è una competenza regionale, come quando si tratta di attività commerciali non è competenza regionale. Allora, avanzando il gazzettino, negli ospedali Covid, prima domanda, riprenderanno e quando gli interventi chirurgici programmati? Ci sono degli ospedali che mi dicono che riprenderanno già con velocità, tipo Vittorio Veneto riprenderà già il reparto di
Torino, con anche gli interventi chirurgici, lo stesso per il San Camillo Treviso, anche Verona ripartirà appunto con gli interventi chirurgici e anche Schiavonia ripartirà con interventi chirurgici fin da subito. Altri invece avranno i 2 o 3 giorni, insomma, tipo Villafranca chiaramente è un po' più dilazionato, perché sappiamo anche che ha un po' il focolaio tuttora più numeroso e più critico. Seconda domanda dell'Avanzani: di quanto si sono allungate pertanto le liste d'attesa? Dobbiamo fare un'analisi, visto che questa è una domanda che ci chiedete, e ci facciamo dare 2 numeri per capire di quante prestazioni stiamo parlando. Giacomuzzo, 2 domande, cioè un po' del direttore Ancetti, un po' della Giacomuzzo, alcune sono per l'assessore Bottacin, quella per Lanzarini è: potrebbe spiegare concretamente cosa succede a chi per esempio in questo periodo ha dovuto saltare interventi, o chi aveva visita specialistica prenotata a marzo che è saltata? Verranno richiamati dagli ospedali? Allora, per quanto riguarda gli interventi, sì, vengono chiamati dall'ospedale, viene riprogrammato l'intervento, 2 giorni prima, un giorno prima viene chiamato a fare il tampone, quindi si ha il tempo di aspettare l'esito del tampone e poi fa l'intervento, e quindi la degenza come stabilito. Per quanto riguarda le prestazioni specialistiche, ci sono già delle aziende che hanno iniziato una riprogrammazione, quindi hanno preso in mano le programmazioni e hanno già iniziato a riprogrammare, mentre ci sono altre aziende che non hanno iniziato a farlo, e ci sono i medici di medicina generale che ci stanno aiutando proprio nella riprogrammazione di tutte le prestazioni che sono saltate. Minazzi, Metropolitano. La seconda domanda, Alberto la evito perché l'assessore ha già risposto. Sperimentazioni dei farmaci, abbiamo qualche novità? Il Presidente prima ha detto che porteremo poi degli specialisti. Non abbiamo novità, se non che le sperimentazioni stanno continuando, alcune in quasi tutti gli ospedali, penso quella appunto dell'artrite reumatoide, altre invece solo nelle 2 aziende ospedaliere, e quindi mentre quella dell'antimalarico invece sta andando avanti a domicilio, sia delle persone che sono in isolamento domiciliare singole, sia all'interno della RSA. Nel piano di Guerretta, gruppo Video Media TV e Telechiara, nel piano del 30.000 tamponi al giorno, state pensando di posizionare strutture mobili sulle spiagge o nei luoghi ad alta densità turistica? No, di questo ad oggi non abbiamo ragionato, però stiamo invece ragionando su un piano per quanto riguarda il turismo, come abbiamo fatto il piano per quanto riguarda le attività produttive, come stiamo ragionando sul piano per la riapertura dei CEOD, dei centri diurni per i disabili, anche per quanto riguarda l'attività turistica. L'assessore Caner, assieme poi alle aziende sanitarie di competenza, quindi lago, montagna piuttosto che la costa, e alle associazioni di categoria, hanno comunque fatto una serie di proposte e di idee. Le stiamo vagliando a livello di prevenzione per poi fare un piano complessivo. Quando valuteremo questo potremmo anche valutare, insomma, questa cosa ad oggi non è stata presa in considerazione. Nuovi contagi. Anna Bianchini, Alto Vicentino Online. Relativamente ai nuovi contagiati, si sta monitorando a quali categorie appartengono i positivi? Cioè, sono contagi attribuibili all'RSA, ai nuclei familiari, a lavoratori delle aziende che hanno operato in deroga? No, allora non sono lavoratori delle aziende, perché noi abbiamo un dato, ma domani ve lo diamo più completo perché penso sia un dato molto interessante, che è quello del progetto pilota, su cui abbiamo parlato, no? Che è partito in circa una ventina di aziende per circa 1000 lavoratori, e su questo mi sembra che la percentuale di positivi è bassissima, cioè stiamo parlando proprio di una percentuale, quindi non è la categoria dei lavoratori che hanno ripreso. I positivi sono tra le residenze per anziani, purtroppo, e anche tra contatti intrafamiliari, quindi all'interno delle famiglie. Io avrei concluso con i giornali, passerei all'assessore Bottacin. Scusa, Indana Gonni, TCR. Una domanda su quelle visite da remoto.
so che erano curiose dello IOV, ma non so quali sono ancora le strutture che le praticano. No, allora c'è stato un avvio allo IOV per quanto riguarda delle visite di follow-up e quindi delle visite di questo tipo, e mi dicono insomma che stanno andando molto bene, quindi eventualmente potete anche poi chiedere direttamente alle strutture. E anche l'azienda ospedaliera di Padova ha iniziato tutta una serie di visite di controllo, di follow-up da remoto, e anche qui mi dicono insomma che stanno funzionando bene e c'è molto apprezzamento anche da parte delle persone. Prima avete parlato dei guanti, c'è anche un problema con le mascherine, no? In merito al prezzo calmierato. So che addirittura le farmacie in molti casi le hanno ritirate dal mercato perché non conveniva più venderle per il prezzo che sono state acquisite. Com'è la situazione anche dal punto di vista della produzione, a parte Grafiche Venete, però le altre produzioni in regione? Non so se l'assessore poi sa dare indicazioni sulle produzioni venete. Ecco, una domanda, se posso, proprio diciamo una domanda dalla parte degli utenti. Io per i ricoveri, hai detto, si viene chiamati prima, si fa il tampone e poi in base all'esito va bene. Per le, diciamo, gli esami diagnostici, le visite specialistiche, l'utente deve ricontattare i CUP o sarà ricontattato? Allora, con i medici di medicina generale ci sarà appunto una prassi, poi deve contattare il CUP, però è meglio il contatto telefonico, telematico, non chiaramente, perché evitiamo il più possibile l'aggregazione, il fatto insomma che ci siano gli ambulatori, le sale d'attesa troppo affollate. Comunque sarà il medico di famiglia a contattare il paziente e a dirgli guarda che... I medici di famiglia stanno riprendendo in mano tutte le prestazioni che sono saltate. Posso? Prego. Non è propriamente di sanità, però lei se ne sta occupando, Assessore. C'è qualche novità? So che oggi doveva esserci l'incontro per quanto riguarda l'apertura di asili, materne, ma anche centri estivi tra oggi e domani. Ci può dare qualche novità se c'è? Grazie. Stiamo lavorando al protocollo, quindi sono arrivate molte osservazioni, molti spunti, stiamo lavorando e vorremmo anche un confronto con la parte nazionale, perché questa è una di quelle questioni che non solo il Veneto ma anche il Presidente Bonaccini, insomma altre regioni hanno posto, perché il problema c'è con il 4, con l'apertura, c'è il problema appunto dei figli e quindi di trovare appunto delle soluzioni. Quindi vorremmo che anche dal punto di vista nazionale del comitato scientifico ci fosse un'espressione in questo senso. Noi comunque stiamo lavorando al protocollo, poi capiremo fino a quanto possiamo spingerci e quindi cosa possiamo mettere in campo. Però a questo punto Emiliano. Per categorie in difficoltà, visto che lei ultimamente si sta facendo si sta prendendo impegni e carico di alcune richieste, le porto, ha visto lei la situazione insomma che ruota intorno alla sala stampa, anche una specie di limbo vissuto da chi nella fase emergenziale stava aprendo la propria attività ed è rimasto bloccato sia con gli aiuti che con la possibilità di aprire l'attività. Ne sa qualcosa? È una situazione che effettivamente riscontrate? Ma sicuramente ci saranno situazioni di questo tipo, insomma, perché poi a emergenza arrivata si è bloccato completamente tutto. Io credo che anche in questi casi, insomma, da parte del governo, di quelli che sono gli aiuti, si dovrà tener conto anche di coloro che stavano partendo con un'attività e non sono partiti, quindi hanno già avuto delle spese, però di fatto non hanno un'attività che sta funzionando. Sembra che non ci sia, appunto, e per quello usavo la parola un limbo, sembra che non ci sia Abbiamo questa presente la cosa, investiremo l'assessore Marcato, insomma assessore alle attività produttive, a cercare di farsi portavoce. Grazie assessore. Allora io farei le ultime domande che mi erano rimaste e poi farei un giro in sala, consentitemi di guardarle un attimo, in particolare la collega Bianchini, poi non invidio l'assessore Bottacin perché pioveranno domande di ogni tipo e colore sulle ordinanze. No, vabbè, fate un giro voi, va, che intanto trovo quelle domande. Allora, Ilaria Marchioni. Ecco, assessore, buongiorno, se può chiarire quella questione del numero dell'intensiva e della... Sì, allora, non c'è un numero.
nel senso che noi controlliamo i dati dei ricoveri in terapia intensiva, ma non solo, non ogni giorno, ogni ora, ormai sono fisso sul computer su questi dati. Non è tanto il dato in assoluto, è il trend. Allora noi abbiamo, e non controlliamo solo i dati della terapia intensiva, non so, qualcuno, se ha avuto modo di assistere al Consiglio regionale del venerdì scorso, un consigliere ha detto ma per 2 numeri vi basate su 2 numeri e chiedete di riaprire. Non è così, perché i parametri che consideriamo sono numerosissimi e si considera non solo il numero in fotografia ma anche il trend, e soprattutto il trend, quindi numero di ricoveri in terapia intensiva, numero di ricoveri in terapia non intensiva, numero di casi positivi attualmente, il rapporto fra i casi positivi e i tamponi, perché l'abbiamo sempre detto, no? Il caso positivo di per sé non vuol dire nulla il numero di casi positivi se non lo raffronti al numero di tamponi, e sono tutti dati dinamici, il numero di decessi e così via. Ovviamente nel momento in cui viene rilevata un'anomalia nella curva, in una di queste curve, ogni parametro ha una sua curva, ecco che si accende una lampadina gialla e dice attenzione, è un warning che dice attenzione, sta cambiando qualcosa. Ovviamente nel momento in cui succede questo ci si attiva per capire cosa è successo veramente, quindi può essere il dato di un focolaio nuovo, può essere per esempio il dato delle case di riposo, ha un pelo modificato l'andamento delle curve e ce lo siamo spiegati perché, no? C'è stato, come dire, un addensamento di dati per quanto riguarda i casi dei decessi, però è spiegato col fatto che ci siamo focalizzati su quel punto. Quindi l'analisi è molto complessa e quindi non è che ci sia un numero di terapie intensive occupate che fa scattare l'allarme e quindi si dice freno a mano e indietro tutta. Sono i vari trend messi assieme che vengono analizzati e ci danno questo dato. Guardate, che poi il famoso documento segreto, no? Quello che poi è stato pubblicato, se noi analizziamo il documento segreto ha tutta una serie di punti di domanda che è normale nel momento in cui si facciano delle proiezioni, no? Per esempio viene assunto che alla riapertura il 20%, addirittura nel caso quello che ha colpito di più l'immaginario dei giornalisti, è previsto che il 100% dei lavoratori utilizzino i mezzi pubblici, cosa che non è mai successo nella storia, no? Quindi è un dato puramente aleatorio che colpisce, soprattutto per il numero di ricoveri in terapia intensiva ipotizzato, ma che non ha nessun valore, perché mai è successo che tutti i lavoratori utilizzino i mezzi pubblici. Addirittura hanno stimato che se normalmente è il 15% che usa il mezzo pubblico, ipotizziamo che sia il 20%. Non è facile capirlo su quale base, ho tutta una serie di aspetti con anche, a mio modo di vedere, io me lo sono studiato per quello che è stato pubblicato, una serie di dubbi. Per esempio non è minimamente considerato l'effetto che ha l'isolamento domiciliare, il numero di tamponi e le quarantene. Non sono per nulla considerati. Se analizzate quel documento vedrete che questi aspetti non li trovate, quindi voi capite che nel momento in cui si fanno proiezioni ci sono una serie di punti interrogativi che sono assolutamente enormi, perché si parte da assunti che hanno più o meno base scientifica e consolidata, ma che hanno un margine di errore che nel momento in cui si somma ad altri errori può portare ad errori anche molto rilevanti. Quindi ecco perché noi i numeri li controlliamo attentamente sulle nostre basi, perché le abbiamo costruite noi le curve, quindi le conosciamo su che assunti, su che dati sono. Allora, io ho ricostruito le domande. Cominciamo con il direttore Ancetti, che avevamo lasciato in secondo piano prima perché erano domande tipicamente da assessore, mi scusi un attimo, ma qui purtroppo ho un po' di problematiche con le dita. Ecco qua. Il direttore Ancetti chiede, prima domanda, ho girato negozi e farmacie ma mascherine a 50 centesimi non le trovo. Da lunedì 4 maggio cosa deve fare un cittadino nel caso non le reperisse sul mercato? Denuncio e poi la regione può fare qualcosa sul calmieramento dei prezzi e soprattutto denuncio a chi? Ma guardate, allora, come per i guanti vale anche il fatto che se non si trova la mascherina si può utilizzare qualcos'altro per coprire il naso e la bocca.
Detto questo, noi l'abbiamo, fra virgolette, come tutti subita questa ordinanza che è stata fatta dal commissario Arcuri, ne abbiamo discusso lungamente sia ieri che ieri l'altro, soprattutto ieri l'altro, in comitato operativo dove lui partecipa, e abbiamo fatto presente questi aspetti che ci sono stati sottolineati sia dai farmacisti, ma non solo dai farmacisti, anche da altri operatori economici che ci dicono: se noi le paghiamo 0,7, 0,8 quando va bene e dobbiamo essere, come dire, rispettare gli studi di settore, e come facciamo a venderle a 0,50? Ed è uno dei temi che ci siamo posti anche noi come regioni, perché ovviamente anche noi in piena emergenza le abbiamo dovute pagare anche più di 0,50, però ne stiamo discutendo in comitato operativo. Boccia annuncia riaperture differenziate dal 18 maggio a seconda del grado di diffusione dell'epidemia e del grado di capacità sanitaria. Il Veneto le risulta in quale scaglione sia? No, non lo so, la riunione con il ministro Boccia è in corso, c'è il Presidente che la sta facendo, quindi non lo so. Vale quello che ho detto prima, no? La base di analisi del governo è su quel documento, credo, che presenta dei punti di domanda. Ho fatto l'esempio dei tamponi, che è emblematico, no? Perché se mi baso sui casi positivi, e lo hanno dichiarato anche sulla stampa, è un numero che è assolutamente aleatorio. Non vorrei che qualcuno dicesse: beh, se si basano sul numero di tamponi non faccio più tamponi, non trovo più casi positivi, ho risolto il problema. Spero che non accada questo, no? Ecco, perché non è quello il parametro secondo noi. Asca News dal MAS, secondo lei quanto del telelavoro, della telescuola e perfino della telemedicina potrà restare in futuro dopo questa via? Io credo intanto abbastanza, e credo che sia uno se si possono cogliere aspetti positivi da situazioni così tragiche e drammatiche, ne stiamo parlando solo in Veneto di ben oltre 1000 morti, credo che questo sarà molto più adottato che in passato, e questo è un aspetto credo positivo. Fisioterapisti hanno possibilità di esercitare nei loro studi? Sì, lo avevano anche prima perché il codice Ateco glielo consentiva. La collega Basso, Gabriella Basso di Rete Veneta, la collega Gabriella Basso di Rete Veneta dice: il 1° maggio commercianti di ogni categoria a Vicenza saranno a Campomarzio per una protesta sulle non aperture dei ristoranti, dei bar e così via, e anche in altre città. A Brendole i commercianti hanno consegnato le chiavi al sindaco. Cosa si dice, cosa si può dire a queste categorie? Sarebbe importante un segnale. Ma guardate, io mi sono studiato il documento per cercare di capire su cosa si è basato il governo per decidere quelle date che ha previsto, anche per quanto riguarda questi settori, perché siccome noi non possiamo cambiare il codice Ateco e dire facciamo finta che non ci siano, ho cercato di capire su che basi hanno affrontato e hanno deciso di scegliere questa strada, e le basi, se è quello il documento, però non ho ancora trovato la conferma ufficiale, forse ce l'avete prima voi di noi, se è quello il documento, secondo me ci sono alcuni aspetti che mi lasciano un po' perplesso. Per esempio dicono, altro esempio, che la mascherina, siccome non c'è evidenza scientifica, considerano che l'efficacia della mascherina sia marginale, cioè che valga un 15, 20, 25% di riduzione della possibilità di contagio. Noi, dato empirico, non abbiamo fatto uno studio scientifico, ovviamente non ci possiamo, come dire, mettere allo stesso livello del comitato tecnico scientifico di super esperti, però il dato oggettivo è che i medici non si sono contagiati stando al fronte, è un dato abbastanza empirico, quindi crediamo che l'efficacia della mascherina sia maggiore rispetto al 25% o al 15%. E detto questo, noi stiamo lavorando, io vi dico, ieri ho avuto la solita videoconferenza che facciamo ogni 10 giorni con, per esempio, la Friuli Venezia Giulia e la Carinzia. Mi dicono che in Austria hanno intenzione di aprire bar e ristoranti dal 15 maggio utilizzando le seguenti cautele, che sono quelle che proponiamo anche noi: 1 metro di distanza, il personale con le mascherine e i guanti, il disinfettante sui tavoli, e l'unica limitazione è che non vengono accettati i gruppi nei ristoranti. Vittadello chiede
torniamo sulla ormai vexata questione della pesca sportiva. Si può andare con la barca o no? All'interno del proprio comune? All'interno del proprio comune. Se ci sono corsi d'acqua. Se ci sono corsi d'acqua, io ho la fortuna di essere su un lago. Quindi. Michele Borella, Radio Conegliano, molti ascoltatori chiedono di ribadire, di specificare bene la norma sulle seconde case, così sì, sia chiarezza per tutti. Ma la norma sulle seconde case è abbastanza chiara, per una volta è abbastanza chiara, no? Si può accedere alla seconda, anzi la nostra è molto chiara, il DPCM un po' meno, e poi vi spiego perché, secondo me. La nostra dice puoi andare nella seconda casa per vedere se è successo qualcosa fondamentalmente, e se è successo qualcosa tipo, non so, si è rotto un serramento, lo sistemi e poi rientri a casa. È la stessa, fra l'altro, interpretazione che oggi, non mi ricordo su che giornale, dava il prefetto di Belluno, no? Si può accedere, vedere se è tutto a posto, sistemare e poi si rientra. Quella del governo invece lascia margini di dubbio, perché dice che è sempre raggiungibile il domicilio, l'abitazione o la residenza. Voi capite che quando metto un'abitazione io potrei dal mio domicilio andare alla residenza, dalla residenza andare all'abitazione e così continuo a girare, quindi c'è più margine di incertezza in quella nazionale che in quella nostra. Io avrei concluso, facciamo un giro in sala, chiede nuovo Trollese e si prenoti chi vuol parlare dopo. Assessore, buongiorno. Senta, a proposito delle seconde case, vado a mettere a posto il tubo dell'acqua che si è rotto e poi posso andare a fare la spesa nel comune della seconda casa oppure no? Se vuole andare a fare la spesa lì va bene. Di solito dove ci sono le seconde case mi dicono che sono i prezzi più alti, quindi sarebbe però no, si può, dai, è uno stato di necessità. Allora, così rispondo anche sulla questione del perché siamo arrivati all'asporto, no? Perché abbiamo chiesto in comitato operativo al Ministero dell'Interno e ci hanno detto che tutto quello che è cibo rientra nello stato di necessità, quindi che io vada a fare la spesa, no? In un supermercato o che vada al ristorante e mi trovi il pranzo già pronto è assimilato alla stessa cosa, quindi insomma questo si può. Tu? Sì, assessore, scusi, la questione poi dei guanti che dovevamo affrontare un attimo meglio. Ah sì, ecco, riproponete le domande che prima vi avevo fatto saltare, grazie. Ma la questione dei guanti, dei dispositivi in generale, sapete c'è quella normativa, no, che limita e dice quando arriva in frontiera poi il materiale di importazione di carattere appunto sanitario può essere confiscato dalla Protezione Civile Nazionale. Ne abbiamo avuti di casi di questo tipo. Cosa succede? Che avvisano la Protezione Civile Nazionale, la quale avvisa noi e dice sto materiale qua, noi la nostra sanità, vi serve o no? Se non serve viene liberata e funziona così. Devo dire che poi la Guardia di Finanza mi ha sottolineato un aspetto dicendo questa norma che voi chiedete che sia tolta e capiamo perché, ci ha consentito però di individuare anche una serie di azioni non proprio molto limpide. Quindi nel male ha consentito anche di individuare qualche speculatore, uso questo termine per non dire di peggio, la Guardia di Finanza ha usato un termine diverso e quindi c'è questo aspetto. Noi continuiamo a chiedere che almeno sulle mascherine e sui guanti venga tolta questa normativa, però finché dipende dal governo. Possiamo dire che oggi abbiamo Filippo Tosato. Una domanda che riguarda a titolo diverso entrambi gli assessori, insomma, che hanno voce in capitolo. Si è parlato dei tamponi, no? Lo stesso Zaia ha detto noi abbiamo l'obiettivo di entro l'estate arrivare a 30.000 tamponi al giorno, che è una cifra veramente imponente, insomma. Il Veneto, voglio dire, conferma da questo punto di vista un primato importante. Però questi tamponi, questo numero di tamponi aumenta realmente il ventaglio delle persone testate? Perché chiedo questo? Perché soltanto la tamponatura a rotazione
del personale della sanità e del personale di riposo credo costituisca una botta da 100.000 tamponi al colpo, più o meno. Chi lavora in ospedale deve essere sottoposto al tampone ripetutamente. La domanda è, al netto dei controlli standard che sono obbligati per fare funzionare la macchina sanitaria, ma anche per esempio per quanto riguarda gli operatori della protezione civile, le forze dell'ordine, chi è più esposto, gli anziani, gli operatori delle case di riposo, al netto di questo c'è veramente un allargamento del ventaglio dei tamponi nella popolazione? Questa è la domanda. Beh, più ne vengono fatti e più si va a coprire come dire, popolazione. Voi sapete che però i canali diciamo prioritari sono due, no? Il primo è quello del personale sanitario, delle case di riposo, dei soccorritori, delle persone esposte, eccetera. Quello è un canale. L'altro, che è quello che è iniziato subito, è quello di cercare di cecchinare il virus andando a rincorrere la malattia, no? Quindi individuando i positivi, ma tu con chi hai avuto contatto, faccio il tampone anche a chi ha avuto contatto, e in questo modo si interrompono vari fronti ed è uno dei motivi per cui rincorrendo la malattia si riduce il fronte. Quindi è vero che fare tante volte il giro è un onere importante, ma è altrettanto vero che per cercare di farlo devo aumentare la capacità di processazione dei tamponi da un lato, e dall'altro, e questo lo vediamo dai nostri dati, più tamponi faccio e meno casi positivi in proporzione trovo, quindi vuol dire che stiamo veramente interrompendo vari fronti, il che si traduce in quello che il tuo collega l'altro giorno Albino Salmaso ha evocato, il famoso R0, che è ampiamente andato sotto l'unità, quindi vuol dire che oggi una persona contagia meno di una persona, quindi il virus si sta stringendo, non si sta più espandendo. Ma è chiaro, scusami, cioè se noi aumentiamo la capacità dei tamponi, è chiaro che aumentiamo la capacità di fare diagnosi sulle persone che sono a casa, cioè quindi sui conoscenti, una parte sarà per il personale sanitario in cui prevediamo lo screening ogni 20 giorni, 20-10 giorni, poi ripetuto insomma il mix tra tampone e serologico, però una parte invece è quella proprio nel cercare di andare nel territorio. Che è quello che questo documento non è considerato invece. Gentilmente, se possibile, magari un parere da entrambi relativamente alla protesta che inevitabilmente da più parti sta montando. Penso ai flash mob di parrucchiere ed estetiste in programma nei prossimi giorni, penso anche al mondo delle partite IVA che nel frattempo si sta organizzando per far sentire la propria voce. Da assessori voi che potete Guardate, dirci? io ho incontrato ieri qui sotto le parrucchiere e le estetiste, questa mattina invece erano ristoratori e bar. Abbiamo visto cosa sta succedendo in giro per le piazze del Veneto, siamo sicuramente solidali con queste categorie, capiamo, perché poi riceviamo le segreterie nostre, insomma la mia riceve telefonate disperate che non sappiamo cosa rispondere, quindi capiamo e comprendiamo. Dopodiché noi possiamo farci portavoce rispetto appunto, adesso il Presidente col Ministro Boccia, oggi pomeriggio alle 15 abbiamo un incontro col Ministro Speranza e con tutte le regioni, possiamo farci portavoce in questi contesti, perché poi le competenze rimangono competenze nazionali. Bene, non essendoci altre domande, soprattutto sui fidanzati, oggi direi che... Lì abbiamo chiarito tutto, Sui fidanzati abbiamo detto tutto. No, ci sarebbe anche la questione amanti, ma lo sposteremo più delicata. Hai incontrato le parrucchiere ieri? Si vede? Si vede, sono contenta. La nostra Ilaria Marchiori giustamente ha chiesto conto della questione degli amanti, perché giustamente anche di questo si parla in questi giorni. Molti primi cittadini ci hanno confessato candidamente che non sono pochi i cittadini che chiedono lumi anche su questo aspetto. In Camera Caritatis ma lo fanno. Seriamente tanti gli spunti anche oggi nel corso del punto stampa di Zaia. Il governatore
aveva altri impegni, quindi si è soffermato con i giornalisti meno del solito, 10 minuti, ma sono state dette parole importanti. Lo dico subito, ha detto Zaia, e in maniera trasparente. Stiamo lavorando per fissare in maniera plastica un numero di ricoverati e delle terapie intensive, perché se lo raggiungiamo si torna a chiudere. Così Zaia. Non ci sono alternative, ha detto il governatore, non vorrei che qualcuno si faccia l'idea che è tutto finito. È possibile affrontare la riapertura, ma investiamo sulla messa in sicurezza dei cittadini e soprattutto la mascherina è imprescindibile. Quindi avanti adagio, la Regione del Veneto continua sulla sua strada, che non è propriamente quella del governo, ma la questione della sicurezza è sempre centrale. Continuano i tamponi, che sono arrivati a quasi 340.000, 337.907 per l'esattezza. L'obiettivo è quello di arrivare a 30.000 test al giorno, ha detto sempre Zaia, che poi ha preso le distanze da alcuni audio che stanno girando su WhatsApp, che lui stesso definisce imbarazzanti, sulla strategia presunta di aumentare il numero dei morti da parte della Regione del Veneto. Audio irresponsabili, e Zaia ne prende le distanze. Zaia, che ha poi solidarizzato con i sindaci dell'ANCI, che chiedono appunto un piano per le riaperture al governo in tempi molto più stretti, è tornato sul tema delle mascherine, invitando tutti a continuare a indossarle. E cosa importante, lo avete sentito dalle parole dell'assessore Lanzarin, è stato approvato il piano di riapertura degli ospedali per quanto concerne l'attività ordinaria. Cambia il modo di accesso, mascherina obbligatoria, porte d'ingresso diminuite. La filosofia della Regione e di Azienda Zero è quella di mettere in sicurezza tutti i cittadini. I ricoverati saranno tamponati e, ha detto anche Zaia, ai cittadini chiedo di valutare fino in fondo il fatto che in ospedale virus e batteri sono più presenti. Quindi c'è un piano per gli ospedali. Nel corso delle nostre dirette e dei nostri telegiornali entreremo nel merito più diffusamente di questo aspetto. Ci sono poi i dati di Azienda Zero e Regione. Prego la regia, se possibile, di mandare in onda il computer. Siamo a 117 casi in più rispetto alla giornata di ieri, quindi tra le 8 di ieri mattina e le 8 di questa mattina si sono registrati 117 tamponi positivi. Siamo ad un totale quindi di 8.369 casi attualmente positivi al coronavirus. Dall'inizio dell'emergenza 17.825, questo significa che i soggetti negativizzati sono 8.019, quindi stanno raggiungendo i casi positivi, e questo è un segnale assolutamente significativo. Come è significativo il totale zero di Padova. La provincia di Padova, per la prima volta dall'inizio dell'emergenza, quindi dal 21 febbraio, dall'esplosione del primo focolaio di Vo, non ha nessun nuovo caso di contagio al coronavirus. Questo va sottolineato perché il dato è ovviamente inedito e importante. Cresce molto invece la provincia di Verona, che continua a rimanere un po' l'epicentro dell'emergenza in Veneto, con 71 nuovi casi. Sul fronte dei decessi, 22 decessi nelle 24 ore, con i picchi del San Bortolo di Vicenza, 5 casi, Villafranca 4, Villa Salus a Mestre all'ospedale 3 casi di decesso. Questa è la situazione. Continuano a diminuire fortunatamente i posti letto occupati nelle terapie intensive del Veneto. Siamo a 114 posti letto occupati, meno 6 rispetto a ieri. Questa è un po' la sintesi, la fotografia attuale, ma continuiamo a parlare di emergenza economica, di emergenza lavorativa con i nostri due ospiti. Vedo già collegato con noi Nicola Atalmi della segreteria della CGIL di Treviso. Buongiorno Atalmi. Buongiorno.
Buongiorno. Grazie per la disponibilità e grazie anche per aver pazientato, visto che la conferenza stampa si è un po' protratta. Atalmi, cominciamo con il fare una fotografia, con lo scattare una fotografia al mondo del lavoro e dell'economia trevigiana e veneta. Che cosa chiedono i lavoratori alla CGIL in questi giorni? Ma guardate, principalmente noi in questo periodo riceviamo molte richieste di aiuto e di informazione rispetto ad alcuni elementi. Il primo fra tutti è poter lavorare in sicurezza, cioè recarsi al lavoro, però non correre il rischio di essere ammalati o essere in contatto con persone. Quindi da questo punto di vista è stato fatto un grande lavoro in tutte le aziende, sia quelle che hanno cominciato adesso, sia quelle che sono in realtà attive da sempre, per garantire nei luoghi di lavoro la massima situazione di sicurezza. Su questo devo dire che c'è stata collaborazione della stragrande maggioranza delle aziende e soprattutto molto senso di responsabilità da parte delle lavoratrici e dei lavoratori. Voi sapete che in ogni azienda c'è l'RLS, che è il rappresentante della sicurezza, che garantisce in qualche modo appunto una situazione di sicurezza, e questo ci permette diciamo così di lavorare più in sicurezza. In ogni azienda c'è un comitato e questo comitato prevede un proprio protocollo di sicurezza e questo è un po' a garanzia di tutti. Ecco, un po' diverso è il settore. Mi scusi, le sue parole sono importanti, sì, perché lei è uno dei più autorevoli rappresentanti della CGIL a livello regionale. Lei ci sta dicendo che la sicurezza sui nostri posti di lavoro è garantita generalmente, quindi che ci sono i requisiti per ripartire, o sbaglio? Dove ci sono rappresentanti sindacali eletti, quindi dove c'è il sindacato dentro nelle aziende, devo dire che un grande lavoro è stato fatto per lavorare tutti in sicurezza. Ma io però voglio ricordare una cosa: in realtà le aziende vennero fermate perché c'era il lockdown e quindi bisognava impedire alla gente di muoversi e uscire di casa. In pieno lockdown la Camera di Commercio di Treviso segnalava un circa 52-55% di aziende che continuavano a produrre. Alimentare, grande distribuzione e tutti i settori collegati all'alimentare, grande distribuzione e al farmaceutico. Poi con le autocertificazioni derivanti dalla prefettura questi numeri sono aumentati, dal 4 maggio ci aspettiamo un aumento ulteriore di lavoratori. Questo vuol dire persone che escono di casa, si recano al lavoro, quindi più che il problema dentro il luogo del lavoro, il problema è che queste persone si spostano, si muovono e tornano a casa e quindi è evidente che è lì che può esserci qualche rischio in più. Un problema a parte, sì, prego. Scusi, proprio su questo, quindi il nodo della mobilità diventa fondamentale, del trasporto pubblico locale, dell'utilizzo dei mezzi pubblici. Come si sta muovendo il vostro sindacato su questo fronte? Beh, noi abbiamo chiesto ad esempio un rafforzamento del sistema di trasporto pubblico in modo tale che ci si possa recare al lavoro in treno, in autobus, in corriera senza avere affollamenti. Però sappiamo anche che la gran parte delle lavoratrici e dei lavoratori si recano al lavoro con i propri mezzi, quindi con le automobili e quant'altro. Un problema, poi bisogna stare molto attenti all'interno delle aziende, le mense, gli spogliatoi, i luoghi di, diciamo così, dove può esserci una maggior aggregazione di persone, su questo le norme devono essere ferree. Un problema a parte è tutto il sistema dell'artigianato. L'artigianato sono aziende più piccole, dentro non ci sono rappresentanze sindacali e c'è una rappresentanza della sicurezza che è territoriale e lì dovremo fare un lavoro più accurato perché ovviamente le aziende artigiane sono più piccole, quindi hai meno persone, ma puoi avere condizioni di diciamo così, vicinanza, di prossimità maggiori che vanno senz'altro affrontate, perché dobbiamo stare attenti a questo fatto, insomma, se abbiamo paura di una recrudescenza delle infezioni non sarà determinata da chi va a fare una corsetta o di chi porta poi il cane. Il problema sono i luoghi di lavoro che sono luoghi di grande aggregazione, quindi dobbiamo stare molto molto attenti su quell'elemento lì. Un altro elemento che è molto importante è che le scuole sono chiuse mentre le aziende riaprono e quindi tutti quelli che hanno bambini in età scolare che devono fare la didattica a distanza avranno dei problemi enormi. Quindi noi abbiamo posto anche il problema, molti ci chiamano per questo, per sapere cosa potremmo fare per
affrontare quel tema lì. Se il papà e la mamma la mattina vanno a lavorare, i ragazzini non vanno a scuola per le scuole riapriranno a settembre, cosa facciamo? Dai nonni non possono andare perché altrimenti li infetterebbero, e questo è un problema gigantesco. Certo, un problema davvero gigantesco. Dovrebbe essere in collegamento con noi anche Cristian Iannicelli. Eccolo, lo vedo. Buongiorno Iannicelli, lei invece è sempre della CGIL, del Dipartimento dell'Artigianato, e ovviamente in questi giorni la categoria dell'artigianato, i lavoratori dell'artigianato sono nell'occhio del ciclone. Le chiedo com'è la situazione, quali sono le richieste che vi arrivano con maggiore insistenza? Beh, sicuramente le richieste che ci arrivano più spesso da parte dei lavoratori sono informazioni su quando arriveranno i soldi dell'ammortizzatore sociale, perché la maggior parte dei lavoratori sono a casa, sappiamo che le aziende non anticipano i soldi, non c'è neanche l'anticipo da parte delle banche e quindi si aspetta solo l'ammortizzatore sociale. Su questo l'EBAV, che è l'ente bilaterale del Veneto, direi che sta facendo un buonissimo lavoro, e anche noi come CGIL stiamo facendo un buon lavoro, abbiamo già protocollato più di 4.000 domande e i lavoratori, i soldi dovrebbero arrivare entro il mese di maggio, sul mese di marzo. Questa è un'importante rassicurazione. Voi state dicendo questo quindi a quelli che vi contattano in questi giorni? Certo che sì, con tutte le difficoltà del caso, perché l'avvio di procedura adesso svanti in via telematica, non tutti erano attrezzati per fornirci i dati e per fornirci la documentazione necessaria, però insomma in qualche maniera ne stiamo uscendo. Senta Iannicelli, il problema degli ammortizzatori sociali, della liquidazione di questi ammortizzatori sociali, dove si è annidata principalmente? Ci sono troppe causali per queste casse integrazioni? C'è il nodo delle banche? Dove sono stati i problemi in queste procedure? Diciamo che EBAV ha cercato di rendere la pratica il più facile possibile da protocollare. Il problema più grosso è stato recepire la documentazione da parte dei lavoratori, perché essendo a casa non tutti erano attrezzati per fare la scansione del modulo D06, che è il modulo tramite il quale viene fatta la richiesta, ed inviarcelo. E a volte ci arrivava in forma che era illeggibile, a volte erano incompleti, quindi quelle sono state le difficoltà più grosse. Ecco, poi spieghiamo che ci sono delle aziende che sono riuscite ad anticipare in qualche modo gli ammortizzatori sociali, altre che non ci sono riuscite, poi questo variava anche a seconda delle classi dimensionali. Può farci un po' di chiarezza anche su questo? Beh, diciamo che sull'artigianato è molto difficile fare un anticipo sull'FSBA, che sarebbe l'ammortizzatore sociale degli artigiani, perché poi i soldi vengono direttamente accreditati in conto corrente al lavoratore. Solitamente vengono dati sotto forma di prestito, però sono ben poche le aziende che fanno questo. Senta Iannicelli, ieri la Confartigianato, quindi la parte datoriale, che solitamente è in qualche modo la vostra controparte, ha scritto ai prefetti del Veneto dicendo che c'è un rischio concreto di tensione sociale, e quindi mettendo in guardia in qualche modo le istituzioni su quello che potrebbe essere il clima da qui alle prossime settimane. Lei che cosa vede parlando con i suoi iscritti, con i lavoratori che fanno riferimento alla sua sigla? Beh, diciamo che io ho visto due fasi, una iniziale nei quali i lavoratori che stavano lavorando ci contattavano perché avevano paura di recarsi al lavoro, anche perché poi il protocollo inizialmente per tutti non era chiaro, non venivano adottati i sistemi di sicurezza necessari e quindi c'era molta paura. Dopodiché, quando il lavoratore ha iniziato a rendersi conto che stare a casa voleva dire non percepire soldi e restare male scoperti per un mese e mezzo, 2, e lì invece è cambiata l'inversione, nel senso che tutti ci chiedevano di poter rientrare a lavorare, di fare forzature perché le aziende lavorassero. È chiaro che per noi la priorità è lavorare in sicurezza, come diceva prima Nicola, e sull'artigianato abbiamo molte difficoltà a fare i controlli, perché appunto non abbiamo una RSU interna, quindi dobbiamo andare noi a vedere nelle aziende se lavorano in sicurezza oppure aspettare che qualche lavoratore ci segnali che non viene rispettato il protocollo. Ecco, quindi dalla grande paura che ha accomunato tutti e che comunque continua
ad attanagliarci, alla voglia anche di ripartire, che è più che comprensibile. Allora, adesso per noi c'è un breve break pubblicitario. Io vi ricordo che potete porre delle domande ai nostri ospiti, Iannicelli e Attalmi, chiamando allo 0422 1626 764. Lo ripeto, 0422 1626 764, lo vedete anche in sovrimpressione. Adesso per noi c'è la pubblicità, a dopo. Di nuovo insieme per la nostra diretta straordinaria. Ci stiamo focalizzando sui temi del lavoro, dell'economia, sulle problematiche che ogni giorno i lavoratori, gli imprenditori stanno riscontrando, stanno toccando con mano. Siamo in collegamento Skype con Nicola Talmi della segreteria della CGIL, nonché segretario generale della categoria SLC, quindi dei lavoratori delle poste, delle comunicazioni, dello spettacolo, del cinema, e con Cristian Iannicelli, che invece è del Dipartimento Artigianato sempre della CGIL. A Talmi, chiedo a lei com'è la situazione dei cinema, degli impianti sportivi. Ci sono anche i lavoratori di questi settori che ogni tanto dimentichiamo, ma in realtà sono in condizioni difficilissime. Quando parliamo di impianti sportivi parliamo per esempio delle palestre, delle piscine. Ecco, ci può scattare una fotografia? Sì, intanto sono settori che noi mai certe volte non gli diamo importanza, invece sono settori importanti, vasti, che hanno a che fare con molti giovani. Il settore dello sport nel suo complesso, che quindi comprende sia tutti questi impianti sportivi, ma pensiamo anche ai centri benessere, le piscine, palestre e quant'altro, fin dall'inizio sono stati messi in cassa integrazione straordinaria, deroga, quindi per il Covid, quindi sono numeri importanti, e loro purtroppo insieme anche ai cinema e ai teatri sono quelli che probabilmente reperanno ultimi tra tutti, perché ovviamente quei settori, quei luoghi, diciamo così, della cultura, del divertimento, dello spettacolo e dello sport rischiano di essere tra gli ultimi, perché sono evidentemente ad alta densità. I cinema sono tutti in FIS o in cassa integrazione, quindi sono chiusi anch'essi, e anche lì sarebbe importante riuscire a capire quando si ricomincerà a lavorare regolarmente, perché chiaramente lì ci sono dietro delle imprese che rischiano di far saltare interamente tutta una regione. Poi pensiamo a tutto il settore dei teatri, che anche essi sono tutti assolutamente fermi, e il mondo dello spettacolo in generale è un mondo che insomma, è rappresentativo di migliaia di lavoratori anche in Veneto. Pensiamo anche a tutto il settore che in qualche modo è legato al turismo. Quindi siamo molto preoccupati. Arrivando fino all'altro giorno sono arrivati in blocco delle lavoratrici di un settore che uno non ci pensa, ma perfino i luoghi dove si balla, diciamo, l'up dance, cose di questo genere, che anche quelli hanno chiuso tutti e sono senza lavoro, senza stipendio. Per alcuni è stato possibile attivare l'ammortizzatore sociale. Io su questo però vorrei dire una cosa, perché per il resto nel mio settore le poste, le telecomunicazioni e tutta la produzione industriale della carta non si è mai fermata, e quindi in quel settore non ci sono problemi. Però io vorrei aggiungere una cosa: spesso si parla della preoccupazione delle lavoratrici e dei lavoratori che appunto devono attendere l'ammortizzatore sociale. Come diceva Cristian prima, l'artigianato, che è un sistema bilaterale del Veneto, ha fatto in modo di poter pagare gli stipendi sostanzialmente circa già nel mese di aprile. Abbiamo cominciato a pagare le sospensioni del mese di marzo, quindi un risultato senz'altro positivo. La cassa integrazione in deroga che abbiamo firmato rischia invece di attendere 2 o 3 mesi per il pagamento da parte dell'INPS. È per questo che noi come sindacato, in tutti i posti dove è stato possibile, abbiamo chiesto che l'azienda anticipasse il pagamento degli ammortizzatori sociali, proprio per venire incontro ai lavoratori. E devo dire che molte volte le aziende quando hanno potuto, quando avevano la liquidità per farlo, l'hanno fatto. Quindi da quel punto di vista diciamo le conseguenze pesanti ancora non si dovrebbero sentire.
nelle grandi fabbriche forse questo è un po' più difficile. Quindi il sistema degli ammortizzatori sociali finora ha retto, il problema è che non può reggere all'infinito, cioè noi dobbiamo capire quando è che si ricomincerà, diciamo, a produrre a livello generale in tutta la filiera produttiva, perché appunto gli ammortizzatori questi, ricordo, sono in deroga. Se sono in deroga significa che li paghiamo noi con la fiscalità generale, a differenza della cassa integrazione ordinaria per le quali le industrie e i lavoratori fanno dei versamenti. Quindi stiamo parlando di un peso importante sul bilancio dello Stato e quindi è importante anche che venga utilizzato con attenzione. Noi diciamo sempre, se c'è la cassa integrazione ad esempio non si lavora, ed è importante che ci sia il massimo della trasparenza, della correttezza nell'utilizzo di questi strumenti che vadano a vantaggio di chi ne ha veramente bisogno. Atalmi, grazie. C'è una telefonata in linea, pronto? Pronto? Sì, pronto signora, buongiorno. Buongiorno, io volevo chiedere solo un'informazione che non riesco a capire da nessuna parte. Per la babysitter, io ero solo una nonna che ha fatto sempre da babysitter ai suoi nipoti. Mio figlio lavora, è geometra e riprenderà lunedì e la moglie lavora part-time perché è in difficoltà fisiche. Io non posso fare niente perché sono anziana, non posso più andare a tenere i bambini, sono tutti e due inferiori, una ha 3 anni e uno ne ha 11. Volevo sapere se c'era qualche novità per il buono della babysitter perché avrei qualcuno da mandare, ma ovviamente non è possibile che venga pagato da mio figlio, non ha le possibilità. Certo signora, lei come si chiama? Da dove? Io sono Silvana, chiamo da San Donà di Piave. Ecco Silvana, cerchiamo di capirne di più. Chiedo a lei, a Talmi, prima parlava proprio della problematica dei genitori, soprattutto Sì, dal 4 di maggio. A Talmi, Sì. prego, cosa rispondiamo alla signora Silvana? Sì, allora la signora pone un problema vero. Innanzitutto appunto le persone lavorano, i figli bisogna tenerli e sarebbe opportuno non mandarlo dai nonni proprio perché sennò alla fine non abbiamo risolto il problema e questa è una questione che abbiamo posto spesso. La signora chiede del tema del bonus babysitter. Allora bisogna dire che bisogna chiamare presso i nostri patronati che offrono consulenza gratuitamente e offrono questo servizio, perché si tratta ovviamente di contratti regolari, quindi bisogna attivare un contratto regolare di lavoro con libretto famiglia per la persona che farà la babysitter e a quel punto c'è la possibilità di ottenere questo bonus. Quindi è un piccolo aiuto che è stato messo in campo per cercare di venire incontro a questa esigenza, quindi bisogna, purtroppo anche noi come organizzazioni sindacali stiamo cercando di fare tutte queste cose da remoto, cioè rispondendo al telefono, facendo appuntamenti telefonici e collaborando in videochiamate proprio perché anche noi dobbiamo impedire che la gente si muova per venire nei nostri uffici. Però il buono è possibile farlo per contratti regolari, ovviamente, quindi è senz'altro una cosa, un piccolo aiuto positivo. Gli altri strumenti che attualmente sono in campo sono 2. Uno è l'aumento che abbiamo chiesto dei congedi parentali, in modo tale che una persona possa rimanere a casa pagata per altre settimane in modo tale da poter gestire la situazione. Il terzo elemento, che però è più problematico, la terza possibilità, è il telelavoro. Molte persone sono state messe a lavorare a casa in smart working e quindi questo da un lato è un piccolo vantaggio, intanto impedisce di essere troppe persone dentro l'azienda, quindi è positivo e uno è da casa. Però io pongo una questione, cioè non è pensabile che una persona che viene messo a casa, che lavora in telelavoro, sia in grado anche contemporaneamente, mentre lavora, anche esatto, non può seguire i bambini, no? Gestire anche i bimbi. No, anche perché da noi, c'è questa cosa che sembra che le donne siano tutte superwoman e molto spesso lo sono, ma non è che si può pensare che la mamma è in telelavoro, ma se è in telelavoro sta lavorando, non può anche occuparsi di seguire i bambini, perché guardate che la didattica a distanza che stanno facendo molte scuole, molti insegnanti bravissimi che si sono riorganizzati in tal senso, anch'io ho un figlio di 11 anni quindi lo so bene, non è una cosa semplice perché vuol dire seguire una diretta video via computer, bisogna avere gli strumenti. Ci vuole solo qualcuno che mi segua dietro, un papà o una mamma che le dica come fare, sono piccoli ancora fino a 11 anni, non se la fanno a seguire direttamente l'insegnante, capito? Quindi io facevo questo, sono insegnante anch'io, stavo dietro alla bambina, ma adesso non posso più andare perché sono anziana e non sono malata, quindi volevo sapere se c'è questa novità, però c'è,
Però anche se mio figlio è una partita IVA? No, non serve per la partita IVA, è il libretto, è il libretto famiglia, è una forma che ha sostituito i vecchi voucher, perché permette di pagare queste babysitter con questo libretto presso l'INPS, e a quel punto il contratto di lavoro è regolare ed è possibile ottenere anche il bonus per le babysitter. I soldi devono essere sborsati dall'INPS oppure viene pagata da noi, diciamo? Il contributo viene dato all'INPS, alla famiglia che ha attivato questo contratto. Ha richiesto questo bonus perché ha un contratto d'attivo con una babysitter. Signora Silvana, grazie. Eventualmente si rivolge al sindacato. Al patronato, il sindacato si hanno tutte queste risposte che lei mi ha dato? Sì, certo. Signora Silvana, grazie. Io la ringrazio molto, le chiedo scusa. Grazie signora Silvana, arrivederci. Grazie a lei. Ecco, tra l'altro, Atalmi, il governo anche nei giorni scorsi ha annunciato che anche il decreto aprile procederà a rinnovare i bonus proprio per i babysitter. Sì, noi siamo preoccupati perché appunto avremo bisogno i lavoratori hanno bisogno di un po' di certezze. Le persone che lavorano hanno bisogno di capire su che tipo di aiuto possono contare. Si parlava anche dell'apertura dei centri estivi, però è chiaro che anche il centro estivo è un problema perché appunto bisogna garantire le stesse norme di sicurezza e di igiene, però anche su questo dico, magari quando sarà finito l'emergenza del coronavirus poniamoci un problema, perché se evidentemente abbiamo un'edilizia scolastica che non è all'altezza perché le classi sono sovraffollate, non si riesce, diciamo così, a gestire in modo diverso la didattica, abbiamo probabilmente un numero di cattedre e di insegnanti non sufficiente, è evidente che anche questa emergenza che abbiamo avuto e che devo dire la scuola italiana ha cercato di affrontare veramente nel modo migliore possibile e con un grande impegno, sapendo che è una cosa che ci è capitata sulla testa, voglio dire, no? E non c'erano nemmeno le piattaforme informatiche, non c'era nulla di pronto e la scuola ha cercato di fare questo. Ad esempio molte scuole hanno perfino cercato di venire incontro per dotare le famiglie degli strumenti, di un tablet. Anche molte amministrazioni comunali da Vicenza, Montebelluna stanno procedendo appunto all'acquisto di tablet. Ritorniamo subito dopo una breve pausa pubblicitaria. Dopo. Di nuovo insieme per questa diretta straordinaria, stiamo parlando di economia e lavoro con un focus sull'artigianato, sull'impiantistica sportiva, con i nostri ospiti Nicola Atalmi della segreteria della CGIL di Treviso e Cristian Iannicelli che è del Dipartimento Artigianato sempre della CGIL di Treviso. Abbiamo una telefonata in linea, pronto, chi parla? Buongiorno, io vi chiamo da Padova. Sono Mirko. Buongiorno Mirko. Intanto vi ringrazio per il servizio che date, siete fantastici, avete dato un servizio straordinario in questo periodo. Grazie. E quindi grazie. E niente, la domanda che volevo porre, io lavoro nel commercio e sono stato messo in ferie per come dal DCPM richiesto, perché avevo delle ferie arretrate dal 12 di marzo fino a fine mese. Poi è scattata la cassa integrazione in deroga dal 1° di aprile e volevo sapere, per attivare questa cassa integrazione a livello banca, ho visto che ci sono dei moduli e tutto il resto e chiedono un modello SR41 che dovrebbe venire dato dall'azienda, da quello che ho capito. E come funziona? Ok, chiediamo a Iannicelli, prima ne abbiamo parlato con Iannicelli, questo modulo, signor Mirko, le è stato dato, le è stato consegnato dall'azienda per capire? Ad oggi no, perché il mese non è ancora finito e quindi dovrebbe corrispondere col finale della busta paga. Iannicelli, cosa possiamo rispondere a Mirko? Niente, che col modulo che viene consegnato dall'azienda si va sulle banche che sono convenzionate
c'è una lista anche di banche che sono convenzionate e dovrebbe essere una pratica abbastanza snella. Quindi col modulino che viene presentato dall'azienda ci si presenta in banca e si fa la richiesta dell'anticipo sulla CIG in deroga. Ecco, quindi di fatto serve necessariamente questo modulo, ma se l'azienda ritarda nel compilarlo, nel darlo ai lavoratori? Beh, ci viene segnalato e faremo noi dei solleciti perché l'azienda si attivi il prima possibile a fornire il modulo. Questa è l'indicazione che possiamo dare ai lavoratori. Ecco, signor Mirko, lei ha insistito con la sua azienda, cosa le hanno detto? Il rapporto è abbastanza tranquillo e quindi ho chiesto una mail e mi sono fatto spiegare questa cosa e mi sono stati dati i moduli e quindi resto in attesa del finale, che arrivi la chiusura della busta paga e sicuramente me lo daranno. Volevo capire la procedura. Un'altra cosa, nel caso mi dovessero reiterare nel mio lavoro, ok? A turni, viene sospesa faccio solo 2 giorni a settimana e sono in cassa integrazione negli altri 3. Come funziona lo scarico della cassa integrazione? Visto che mi hanno anticipato che probabilmente verrà di nuovo riniziato un altro ciclo anche per giugno e che è stato... Okay. Di fatto le è stato preannunciato che lei rientrerà al lavoro ma a scartamento ridotto. Esatto, e volevo capire come veniva... Mirko, non la sentiamo? Ecco. Sì. Prego. Sì. Io la sto sentendo dal televisore, quindi per un attimo ho avuto una pausa per quello, perché non la sentivo più. Ecco. Sì, proprio questo. Nell'eventualità io dovessi andare nel luogo di lavoro per concordare qualcosa, sono giustificato o devo venire reiterato per quel momento che vado, per esempio, a parlare col mio datore di lavoro? Iannicelli, cosa possiamo rispondere? Insomma, penso che se uno si deve recare al lavoro per avere dei chiarimenti mi sembra un motivo abbastanza valido per spostarsi da casa, quindi verrà compilata l'autocertificazione mettendo la motivazione. Presumo che si possa fare questo. E quindi rientra nei motivi di lavoro che sono previsti nell'autocertificazione. Nel caso, poi chiedeva sempre Mirko, di reintegro o comunque di ritorno al lavoro ma a scartamento ridotto, cosa succede? Si continua con la cassa integrazione ma solo ovviamente... Sul differenziale che io non lavoro, quindi le ore che ho di riduzione di orario andranno messe in cassa integrazione, mi verrà pagato il differenziale. Perfetto, chiarissimo. Mirko, soddisfatto? Va bene? Io vi ringrazio, siete gentilissimi, complimenti al capitano Zaia e speriamo di uscire da questa cosa. A presto. Grazie Mirko. mille, buon lavoro. Grazie a lei. Grazie. Ecco, andiamo avanti. Prima mi ha un attimo incuriosito, ma non per... il discorso dei lavoratori a Talmi, i lavoratori della notte, i lavoratori dello spettacolo, che sono tanti giovani che magari si mantengono all'università. Lei faceva riferimento anche alle ballerine di lap dance. Ovviamente tutti siamo lavoratori e tutti abbiamo le nostre esigenze. In questo caso penso siano soprattutto contratti a chiamata. Nel caso di contratti a chiamata, come ci si comporta? Allora, diciamo che nei caso di contratti di chiamata, allora, intanto per i datori dello spettacolo c'è in più la possibilità di accedere al contributo dei 600 euro, quello che è, diciamo, per intenderci anche per le partite IVA. Per i lavoratori a chiamata c'è da ricordare questo, che è possibile accedere all'ammortizzatore sociale in ragione della media delle giornate lavorate del periodo passato. Quindi se io ero un lavoratore a chiamata che lavoravo 10-15 volte al mese, ho diritto ad avere un ammortizzatore che sia ricalcolato su quelle giornate. È una situazione un po' più complicata rispetto a quella delle altre, ma anche quella è prevista. Io su questo, ringraziando veramente Antena 3 per il lavoro che state facendo, e usando anche la vostra capacità di raggiungere le persone, io raccomando sempre una cosa, in particolar modo alle lavoratrici e lavoratori delle piccole aziende, dei settori appunto un po' ai margini, come possono essere appunto quelli che lavorano da soli o questi del mondo dello spettacolo, locali e quant'altro. Bisogna sempre tener conto di una cosa, che se hai un dubbio, se hai bisogno di un chiarimento, di un'informazione,
prendi il telefono e chiama l'organizzazione sindacale, perché anche in una fase di lockdown come questa, noi ad esempio abbiamo la CGIL, ma anche le altre organizzazioni sindacali maggiori, abbiamo attivato un sistema ad esempio di domande online, quindi hai un dubbio, hai un'informazione, piuttosto che sbagliare, puoi telefonare oppure puoi anche inviare la domanda al nostro sistema e il sistema lo processa attraverso i nostri esperti e ti dà una risposta. Lo dico perché in questi giorni assistiamo a molte persone che magari nella loro vita non hanno mai incontrato il sindacato, non hanno mai magari avuto qualche problema, non hanno mai avuto bisogno del nostro aiuto e fanno domande proprio perché non hanno la minima cognizione di alcune cose. E tenete conto che il sindacato è a vostra disposizione anche se non siete iscritti, nel senso, se avete bisogno di un'informazione, avete bisogno di sapere come comportarsi in alcune cose, una telefonata e siamo qui per dare una mano. Per adesso purtroppo a distanza, nel senso che appunto lo facciamo telefonicamente, speriamo quanto prima anche in vicinanza, però noi come funzionari sindacali ad esempio andiamo comunque in questo periodo nelle aziende quando c'è da verificare questioni di sicurezza o quant'altro. Diciamo e pure... visto la domanda dell'ascoltatore... Sì, prego Atalmi, scusi. E visto la domanda degli ascoltatori di prima, come ha risposto giustamente Cristian Iannicelli, è chiaro che se io ho bisogno, che so, dico una banalità, di dimettermi dal mio posto di lavoro, che le dimissioni vanno fatte in forma telematica, compilo l'autocertificazione, è evidentemente una situazione diciamo non rinviabile e quindi mi reco in organizzazione sindacale dove posso fare questa pratica e se qualcuno mi ferma sono giustificato perché appunto le organizzazioni sindacali sono aperte, sono attive, anche il nostro centro assistenza fiscale, il patronato e quant'altro, e quindi se io ho bisogno previo appuntamento, quindi sempre telefonando prima e chiedendo un appuntamento, è possibile anche o risolvere per telefono o anche magari venire di persona. Certo, quindi questa è una giusta precisazione. Iannicelli, chiedo a lei partendo dalle ultime parole di Atalmi. Per molte categorie, soprattutto nell'artigianato, per molte piccole realtà, imprenditori e lavoratori, è stata la prima volta. Cioè la prima volta per chiedere l'attivazione di ammortizzatori sociali. Quante prime volte ci sono state? Nel senso, lei ha riscontrato tante situazioni, diciamo così, di nuove esigenze, di nuovi fabbisogni? Beh, sicuramente sì, nel senso che già le aziende erano già più propense ad aver utilizzato lo strumento, mentre se provo a pensare a tutti quanti estetisti e parrucchieri, presumo che sia la prima volta per tutti. Difatti una difficoltà che noi abbiamo è proprio quella di raggiungere i lavoratori, perché adesso essendo comunque bloccata la possibilità di fare assemblee nel luogo di lavoro, è chiaro che il lavoratore si trova abbastanza spiazzato. Noi stiamo offrendo consulenza sia ai datori di lavoro che ai lavoratori, perché le due cose sono direttamente collegate. Quindi quando firmiamo un verbale di accordo per l'EPSBA forniamo il nostro numero di telefono e chiediamo che sia il lavoratore che il titolare, se hanno dubbi o domande, ci contattino. Però sono tantissimi quelli che lo utilizzano per la prima volta. E quindi che si trovano giustamente anche spiazzati, non sanno da dove cominciare. Voi ci siete, i vostri patronati ci sono? Diciamo che gli accordi che sono stati fatti nella Regione Veneto sono stati proprio per snellire la pratica il più possibile, per renderla il più semplice possibile per ambo le parti. Però la consulenza ci vuole, è chiaro. Perfetto, io ringrazio entrambi i miei ospiti, Cristian Iannicelli del Dipartimento Artigianato della CGIL di Treviso e Nicola Atalmi che è invece della segreteria della CGIL nonché segretario generale della SLC. Grazie mille per la vostra disponibilità e il vostro tempo. Grazie a voi, buona giornata. Grazie, buona giornata, buon lavoro. Siamo al termine di questa nostra diretta straordinaria, anche oggi gli spunti non sono mancati, c'è da un lato l'emergenza sanitaria, ci sono i numeri che vi ho in qualche modo elencato prima, quelli del nuovo bollettino regionale, se volete li rivediamo velocissimamente, parliamo di 117
nuovi casi nel Veneto tra le 8 di ieri mattina e le 8 di questa mattina, 117, quindi siamo a 8.369 casi attualmente positivi, 8.019 negativizzati. Questo è molto importante perché di fatto le due cifre si stanno in qualche modo equiparando e questo è oggettivamente molto significativo. 7.661 i soggetti in isolamento domiciliare, fino a 2 settimane fa erano oltre 20.000, anche questo è un dato da sottolineare. Continua a essere alto il numero dei decessi perché lo vedete sono 22 con i picchi che si sono registrati all'ospedale San Bortolo di Vicenza, 5, 4 a Villafranca che continua a essere l'ospedale più critico da questo punto di vista. Negli scorsi giorni si era registrato anche un picco di 6 decessi. Continuano a diminuire fortunatamente i posti letto occupati di terapia intensiva. L'altro dato da sottolineare di giornata è lo 0 di Padova. A Padova non c'è stato nessun nuovo contagio tra le 8 di ieri mattina e le 8 di questa mattina. Sul fronte invece istituzionale il governatore Zaia lo ha detto chiaro e tondo, non tutto è finito, si può anche richiudere, quindi si va avanti con la riapertura, con l'allentamento, con la linea diversa anche rispetto a quella del governo, ma è imprescindibile investire sulla messa in sicurezza dei cittadini. I tamponi sono arrivati a 340.000 quasi in tutto il Veneto e l'obiettivo è arrivare a 30.000. Altra novità di giornata che approfondiremo nelle nostre dirette e nei telegiornali serali è il piano degli ospedali, perché appunto adesso si riapre, si ritorna anche all'attività ordinaria che era stata sospesa a causa del Covid con determinate prescrizioni, ma appunto entreremo nel dettaglio nel corso delle prossime edizioni. Per il momento è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.